Network for the Empowerment, the Social and the Labor Inclusion of Trafficked Minors and Young Adults. Come molti di voi sapranno, questo evento oggi costituisce un punto di arrivo, nonché un punto di partenza per poter condividere i principali risultati della progettualità e le possibili sinergie anche con altri progetti che in questo momento sono in fase di realizzazione sui nostri territori, ma anche un momento per ragionare su un potenziale impatto del progetto e delle azioni su alcuni network nazionali ed europei che si occupano appunto di promuovere l'inclusione sociale e i diritti delle persone. E prima di lasciare la parola ai nostri relatori, un ringraziamento alla platea che oggi sia in presenza che è collegata online. Sappiamo che abbiamo molte persone collegate da diverse regioni d'Italia e anche dall'estero, per cui un ringraziamento a tutti i partecipanti. Pertanto lascio quindi subito la parola al dottor Pierangelo Spano, il direttore della Direzione Servizi Sociali della Regione del Veneto, per i suoi saluti e anche per una sua introduzione ai lavori di questa giornata. Grazie. Buongiorno a tutti, mi chiamo Pierangelo Spano e ho l'onore di fare il primo intervento a questa importante giornata. Mi scuso con i nostri ospiti per parlare in italiano, ma cercheremo di supportare, oltre che con il servizio di traduzione, anche con alcuni riferimenti che proietterò. Porto innanzitutto il saluto dell'assessore Emanuela Lanzarin, l'assessore della Regione Veneto alla Sanità e al Sociale, che purtroppo non può essere qui con noi oggi per un impegno a Roma con i colleghi delle regioni, ma che assolutamente mi ha chiesto di portare il suo saluto e la testimonianza di quanto lei creda nei progetti come Next to You e di tutta l'attività che ci porta a un confronto sulla dimensione europea e con soggetti e con partner che possono contribuire a fare del welfare della nostra regione un welfare migliore e più inclusivo. È quindi importante essere qui in un momento che celebra 24 mesi di lavoro. Tanti sono stati i mesi che hanno accompagnato i lavori di Next to You. Io non entrerò nel merito dei contenuti del progetto che saranno appunto oggetto di tutto il programma. Mi permetto di fare un sentito ringraziamento alla dottoressa Midena, alla dottoressa Molinaro, a tutto lo staff che per la Regione Veneto ha svolto l'importante lavoro che ha segnato questo percorso e che trova oggi un suo momento di restituzione e di condivisione. È una cosa importante perché per la direzione che dirigo è il segnale di un cambio, di una nuova sfida, della volontà di entrare in quella dimensione che ci viene incontro da parte della Commissione europea e che trova nella definizione dei 20 principi del pilastro europeo dei diritti sociali un atto fondamentale che esplicita la sfida di costruire un'Europa migliore e di farlo lavorando sulla logica appunto dei diritti, dell'inclusione. Quella declinazione che è stata fatta e che trova, come dire, nelle 3 categorie dei pilastri una sua dimostrazione e anche una sua declinazione, rappresenta per tutti quanti noi un perimetro di lavoro, un campo di sfide, su alcune magari con un po' di esperienza, con qualche competenza, su altre con esperienze da costruire, da condividere. Ed è per questo appunto che è importante avere questa consapevolezza, soprattutto perché la parte che riguarda la protezione e l'inclusione, cioè quella che va nel capitolo 3 dei pilastri, ha a che fare proprio con i diritti sociali e con l'inclusione, restituendo una dimensione davvero importante di come il diritto si afferma perché ci sono delle buone leggi, perché ci sono degli interventi finanziati, ma perché c'è anche una visione che integra i singoli dispositivi e li rende, come dire, un tutt'uno. E questo lo vediamo bene scorrendo quelle che sono appunto le declinazioni
della quota dei 20 punti che fa riferimento proprio alla parte sociale e all'inclusione. E scorrendoli troviamo temi diversi, tutti importanti, ma nei quali appunto andare verso il supporto all'infanzia e a quella che è l'assistenza e il sostegno ai minori vede davvero un obiettivo importante e sul quale dobbiamo convergere. Anche sugli altri, senza dubbio, ma diciamo questo tipo di approccio e la declinazione che ne è stata fatta poi nella programmazione da parte della Comunità Europea con 3 obiettivi, perché poi per rendere misurabili le sfide bisogna identificare dei target, bisogna capire dove vogliamo arrivare e magari con quanti passi in sequenza arrivare a raggiungere gli obiettivi che ci siamo dati. Ecco, i 3 obiettivi nella loro declinazione, almeno il 78% di persone in età compresa tra 20 e 64 anni con un'occupazione, almeno il 60% di tutti gli adulti che partecipino a percorsi di formazione e un contrasto forte alle persone a rischio di povertà e esclusione sociale con appunto una quantificazione, quindi una riduzione di almeno 15 milioni di persone a livello comunitario con 5 milioni dedicati proprio a questo target dei bambini, ecco, sono davvero dal punto di partenza un obiettivo sfidante e, voglio sottolinearlo, sono obiettivi che sono stati definiti nel momento più critico della pandemia, con tutti gli effetti che questa ha provocato sull'economia, sulle nostre relazioni sociali, sulla nostra capacità di lavorare. Oggi siamo qui, in questa splendida città che ci ospita, in una dimensione non ancora liberata dal Covid, ma comunque in una fase di convivenza più serena di quella che abbiamo vissuto e passato negli ultimi 24 mesi, ma nonostante questo, appunto, lo sguardo al futuro e l'impegno per costruire un futuro migliore deve essere continuo. E quindi da questo punto di vista anche le risorse che nella criticità e nella drammatica situazione provocata dalla pandemia si sono messe a disposizione per queste programmazioni sono un'opportunità della quale dobbiamo essere consapevoli. Si parla molto del Next Generation come fondo straordinario, come mobilitazione di risorse mai vista in precedenza ed è bene che venga sfruttata in tutta la sua possibilità e opportunità, ma non possiamo dimenticare che la maggior parte delle risorse, da questo punto di vista l'immagine è evocativa, arrivano da quelle iniziative che sono strutturali, continuative e che si articolano in una serie di strumenti. Questo per l'Italia significa poter accedere a risorse davvero importanti e per certi aspetti mai viste prima per questo tipo di interventi. Chiaramente bisogna essere nella capacità di andare a raccogliere queste risorse, interpretando i bisogni a cui queste vengono rivolte con progettualità. Progettare significa avere un'idea, essere capaci di formalizzarla, essere capaci di condividerla in una logica di rete, di network, ed è per questo che quello che oggi andiamo a riconoscere dopo 24 mesi di lavoro con il Next to You è importante perché è la dimostrazione di come sia possibile e di come sia generativo, perché da questi 24 mesi, sono sicuro oggi ne verranno più spunti in questo senso, saranno uscite idee, opportunità, cose da fare anche oltre il progetto. Quindi, avviandomi verso la conclusione, la carrellata degli strumenti che la platea sicuramente conosce bene, ma che per noi, torno sulla premessa, per la direzione servizi sociali della Regione Veneto, sono una cassetta degli attrezzi, sono dei tools dei quali vogliamo essere sempre più bravi a utilizzare, perché è da questi che troveremo le prospettive di crescita più interessanti e non solo per avere delle risorse aggiuntive, ma per avere appunto un confronto e una capacità di crescere nelle competenze. Da questo punto di vista, e concludo, la direzione è impegnata anche all'interno di iniziative a livello europeo
come sono la rete ENSA, della quale appunto la Regione Veneto è fondatore, e la rete Elisan, di cui siamo partner, che sono sicuramente delle opportunità di costruire reti e di costruire relazioni, ed è su queste quindi che noi vogliamo provare a giocare la nostra sfida, che è una sfida personale e professionale, che sono sicuro condividete tutti nella misura in cui siete qui e siete protagonisti nei vostri singoli contesti della stessa sfida. Quindi concludo il mio intervento con i miei migliori auguri per la buona riuscita di questa giornata. So che arriviamo dalla giornata di ieri, che è già stata una bella opportunità sia professionale che anche poi spero personale per la parte di visita che c'è stata nel pomeriggio. Ringrazio ancora chi ha creato questa giornata, chi l'ha resa possibile attraverso il suo lavoro e appunto confido che si concluda tutto al meglio anche dal punto di vista del soggiorno qui a Venezia. Buon lavoro a tutti, grazie. Ringraziamo il direttore dottor Spano per il suo intervento e anche per aver richiamato quelli che sono proprio i principi fondanti, quali appunto il pilastro europeo dei diritti sociali, principi e cornice programmatoria entro cui quindi anche questa iniziativa si inserisce. Quindi a questo punto vorremmo accompagnarvi un pochettino più addentro nel progetto Next to You e abbiamo pensato di farlo partendo proprio dalla proiezione del video di progetto. È un video che pensiamo racchiuda comunque al suo interno tutti i concetti che hanno portato alla costruzione e alla realizzazione del progetto stesso. Per cui possiamo far partire la proiezione del video. Next to You is an EU-funded project to improve the identification and integration of trafficked minors and young adults in Italy, Spain, France and Belgium. Did you know that certain forms of exploitation, such as forced criminal activities and forced marriages, are little known? Next to You is an EU-funded project to improve the identification and integration of trafficked minors and young adults in Italy, Spain, France and Belgium. Did you know that certain forms of exploitation, such as forced criminal... Temi tecnici mi pare abbastanza chiaro. Ha funzionato durante le prove, giustamente adesso non va. activities and forced marriages. Next to You is an EU-funded project to improve the identification and integration of trafficked minors and young adults in Italy, Spain, France and Belgium. Did you know that certain forms of exploitation, such as forced criminal activities and forced marriages, are little known? And therefore, there is no adequate support network in place for the victims. Did you know that when there is a lack of communication and coordination among professionals, victims remain invisible? And that those who experience trauma have a hard time reintegrating into the labour market and having a normal social life? Next to You is here to stand by all survivors of trafficking. It focuses on their identification, assistance and integration, seeking to provide tools that can ensure long-lasting solutions in cooperation with the private sector. Next to You offers exchange and training opportunities for professionals in the protection of unaccompanied minors. It increases their capacity to recognise victims of exploitation in forced criminal activities and forced marriages, and to prevent and detect at-risk situations in a timely manner. In addition, Next to You's intensive labour market inclusion programme features a person-centred approach by offering individual counselling, employment workshops, customised training courses and internships. The Next to You workshops comprises individual and small group psychosocial support.
They offer a safe space where people explore and improve their well-being, discover new resources, and find their paths to empowerment to reduce the likelihood of re-victimization. All this is Next to You, a project created to stand by the people we serve. Dopo la proiezione del video che, come avete visto, insomma, ci ha portato dentro le attività di progetto e ci ha fatto capire quanto il progetto abbia accompagnato le persone nel loro percorso di empowerment, e lascerei la parola al nostro coordinatore di progetto, la dottoressa Maria Carla Midena, direttore dell'unità organizzativa dipendenze, terzo settore, nuove marginalità e inclusione sociale della Regione del Veneto. Prego. Grazie Federica. Buongiorno a tutti e tutte e anche agli ultimi arrivati che quindi non hanno potuto godere dell'intervento iniziale del nostro direttore, dottor Spano, della Direzione dei Servizi Sociali. Do un ben rivisto a tutti quelli con i quali, le persone con le quali ieri pomeriggio abbiamo condiviso ovviamente un percorso di bellezza, e adesso ci addentriamo ovviamente invece sul tema. È chiaro che un po' di emozione lo suscita questo film che abbiamo appena visto dietro di noi, e per cui inizio le mie riflessioni appunto pensando a quello che è stato proiettato questa mattina a tutti voi. In qualità di coordinatore di questo progetto, con grande orgoglio mi preme sottolineare che questa iniziativa che abbiamo intrapreso, e che, come ricordava il dottor Spano, è stato un cammino di 24 mesi, non solo rappresenta la conclusione positiva di un percorso importante e per nulla scontato, se consideriamo il periodo storico così incerto e mutevole che stiamo vivendo, ma è anche un punto di partenza per nuove esperienze future. Il progetto Next to You per noi, Regione, è da considerarsi una grande opportunità. Ci ha permesso di affacciarci nel panorama europeo, condividendo i saperi e al contempo rafforzando le competenze in fortissima sinergia con un partenariato pubblico e privato molto solido, altamente qualificato. Per questo motivo ringrazio tutte le associazioni partner estere qui presenti in sala, PAIOC, France Terre d'Asile, Fondazione Cruz Blanca e ovviamente i partner italiani, il Centro dei Diritti Umani dell'Università di Padova, qui rappresentati dalla professoressa Degani, Equality Cooperativa Sociale, con la quale da molti anni ci lega un proficuo rapporto di lavoro, Comunità dei Giovani, altrettanto abbiamo una esperienza molto lunga anche con loro. Non da ultimo ringrazio ENSA per il suo importante lavoro di disseminazione e networking portato avanti in questi 24 mesi di progetto. Un grande ringraziamento va poi alla DG Home della Commissione Europea e in particolare alla nostra Project Officer Muriel Druckmann, che con grande elasticità, comprensione e professionalità ci ha accompagnati e sostenuto durante tutta l'implementazione del progetto. Questo progetto, come vi dicevo, ha un significato particolare perché ci ha visti per la prima volta, poi come direzione sociale, per la prima volta protagonisti con il ruolo di lead partner su una progettualità a valere sul programma europeo AMIF. Questa sfida però è stata affrontata, devo dire, da tutta la squadra con grande entusiasmo e voglia di fare, contando sempre sulla grande esperienza del nostro partenariato. Molti di voi sanno che, ovviamente, come diceva anche il dottor Spano, il progetto ha poi coinciso temporalmente con un crescente impegno avuto a livello regionale in materia di interventi a sostegno delle vittime di tratta e grave sfruttamento. Nel 2021 infatti la Regione Veneto ha assunto la titolarità della gestione del numero verde nazionale antitratta e qui di fronte a noi c'è il responsabile, ovviamente Gianfranco Della Valle, che ringrazio, e al contempo del progetto regionale antitratta denominato Navigare, Network Antitratta Veneto, Intersezioni Governance Azioni Regionali,
qui rappresentato anche da, oltre a una serie di collaboratrici, dalla dottoressa Bragagnolo come responsabile. Come prima vi anticipava il direttore, il progetto Next to You si è sviluppato in un periodo storico molto particolare. Ricordate, ha avuto inizio proprio nel 2020, quindi nel pieno della pandemia da Covid-19. Quindi sin da subito non è stato possibile per il partenariato ritrovarsi in presenza, proprio per le imposizioni dettate dall'emergenza epidemiologica. Ciò nonostante, la rete del partenariato ha imparato a conoscersi adottando un metodo di lavoro partecipato e condividendo il più possibile le azioni da intraprendere, le difficoltà e le possibili soluzioni. Questa capacità di risposta, certamente derivante dal bisogno di garantire senza interruzioni gli interventi ai beneficiari del progetto, con l'accortezza di non lasciare indietro nessuno, ha fatto sì che tutte le attività siano state realizzate in coerenza con quanto previsto, spesso dovendosi avvalere degli strumenti online, sperimentando quindi le nuove soluzioni digitali proprio per consentire di arrivare ai beneficiari del progetto. Come sentiremo proprio dalle testimonianze dei partner, nonostante appunto tutte le limitazioni, è stato possibile realizzare percorsi di empowerment sociolavorativo, interventi di sostegno psicosociale e al contempo workshop per il rafforzamento delle competenze dei professionisti operanti nei territori, per favorire una intercettazione precoce delle vittime di tratta e grave sfruttamento, con grande attenzione alle specifiche vulnerabilità dei giovani e alla dimensione di genere. Il progetto Next to You poi nella sua seconda annualità di realizzazione, vale a dire tutto il periodo 2022, ha ritrovato la sua capacità di espressione in presenza, con la totale ripresa delle attività in modalità ordinaria, sia per quanto riguarda le azioni progettuali a favore dei beneficiari, che per quanto concerne anche i momenti di scambio a livello di partenariato, che si è potuto riunire di persona a Siviglia nel mese di aprile 2022. Ma contestualmente lo scenario internazionale è stato fortemente mutato a seguito degli effetti della guerra in Ucraina, perché l'ingente flusso di profughi ucraini ha senza dubbio accresciuto il rischio di vulnerabilità e di esposizione a fenomeni di tratta e grave sfruttamento. Nel contesto del progetto Next to You, i partner hanno trovato però un luogo di confronto, di scambio, per mettere a valore le esperienze più virtuose e per condividere punti di vista, suggestioni. Tali riflessioni poi hanno trovato spazio anche nelle newsletter di progetto, pubblicate integralmente sul sito di Next to You e disponibili qualora siate interessati ad averne lettura. Ecco quindi che il progetto ha rappresentato appunto una grande opportunità di confronto e di apprendimento nell'urgenza di raggiungere i beneficiari in maniera efficace e rispettosa. Ed è proprio su di loro che vorrei soffermarmi. Il video che abbiamo appena visto ci ha fatto comprendere appieno gli obiettivi, le finalità a cui si è ispirato Next to You. La persona, infatti, intesa come individuo, con le sue fragilità, con i suoi punti di forza, è al centro della nostra azione. Ma attorno ad essa, a fianco di essa, ci sono i servizi, le opportunità, gli strumenti, tutti orientati a favorire l'empowerment, non a porsi come un mero accompagnamento assistenzialistico. Il video ha una stilistica semplice, lineare, che vuole andare dritta al punto, ed il punto è proprio la persona, che infatti compare in ogni sezione, nella sua dimensione singola o anche all'interno di gruppi, che trova la propria forza interiore per potersi liberare dalle catene dello sfruttamento. La persona è ciò che conta e i servizi sono funzionali al suo percorso di autonomia e di riconoscimento di sé. Queste brevi premesse ci permettono di tracciare quello che sarà il percorso e gli interventi della mattinata.
Partiremo infatti da un'importante analisi di contesto sul programma AMIF e sulle politiche europee in materia di contrasto alla tratta degli esseri umani da parte della DG Home della Commissione europea, che siamo onorati di ospitare seppure online. Seguirà poi un approfondimento accademico da parte della professoressa Degani, che ringrazio nuovamente, del Centro Diritti Umani dell'Università di Padova, per passare poi ad una serie di panel tematici. Il primo di questi sarà dedicato alla presentazione dei risultati del progetto Next2You, dopodiché si lascerà spazio ad un secondo panel volto a presentare alcune progettualità complementari e significative in termini di impatto, alcune delle quali sono proprio a valere sui fondi AMIF. Infine, il terzo panel ospiterà alcune reti transnazionali, tra cui la conferenza delle ONG del Consiglio d'Europa, che ringraziamo sentitamente per la presenza. Prendendo spunto dall'approccio integrato del progetto Next2You, i relatori offriranno importanti elementi di riflessione sulla promozione della salute, delle politiche dei giovani e dell'inclusione sociale, con una particolare attenzione alle persone in condizioni di vulnerabilità, quali proprio le vittime di tratta e grave sfruttamento. Lascio quindi, con un ringraziamento però veramente importante, la parola alla dottoressa Molinaro, che assieme anche ad Alice Ferrazzo, che in questo momento è in cabina di regia, per ringraziarla davvero pubblicamente per il grande lavoro che hanno svolto. È stato un mese molto intenso, perché questo progetto, effettivamente anche la costruzione di questa giornata, insomma, ha comportato molto lavoro, oltre il lavoro ordinario che ovviamente debbono svolgere tutti i giorni. E Federica introdurrà i prossimi relatori, e vi ringrazio per la vostra attenzione, e io rimango qui con voi e quindi ascoltiamo con piacere. Grazie a tutti. Bene, ringraziamo la dottoressa Midena per aver ripercorso un pochettino questi 24 mesi di progetto e quindi come dire, puntando molto sul fatto che c'è l'Unione Europea con noi, accanto a noi, nel senso che il programma AMIF, che ha appunto finanziato questo progetto Next2You, è un programma di grande interesse e di grandi opportunità. E pertanto questo per introdurre, insomma, i prossimi relatori, che sono proprio due funzionari rappresentanti della DG Home della Commissione Europea. Quindi do il benvenuto e lascio subito la parola a Edoardo Gabriele Vacca, che è il Policy Officer presso la DG Home, e a seguire a Henk Visser, che è un Program Manager sempre presso la DG Home, i quali ci forniranno rispettivamente informazioni sulle principali politiche europee in materia appunto di contrasto alla tratta e al grave sfruttamento, e poi più in generale una cornice rispetto al programma AMIF. Vedo che sono collegati. Buongiorno, mi sentite? Mi sentite? Ok. Buongiorno e grazie agli organizzatori per avermi dato la possibilità di intervenire a questa conferenza finale del progetto Next2You. Mi chiamo Edoardo Gabriele Vacca e sono un Policy Officer in DG Home nell'Office of the EU Anti-Trafficking Coordinator, e lavoro in particolare su AMIF, la dimensione esterna della politica europea antitratta e il dossier legislativo. E prima di passare alla mia presentazione, che sarà in inglese, colgo l'occasione, visto che parlo a una platea con tanti italiani, per esprimere la nostra soddisfazione per l'adozione del nuovo piano nazionale d'azione 2022-2025. Insomma, siamo molto felici di questo sviluppo e adesso sono pronto per iniziare in inglese. So I will present on a few highlights of EU anti-trafficking action, taking the floor on three main instruments that we work on. The first one is the EU strategy on combating trafficking human beings 2021-2025. The second one is the common anti-trafficking plan that was adopted to protect people fleeing the conflict in Ukraine. And the third one is the EU anti-trafficking directive, so the directive number 36 of 2011.
So the strategy was adopted in April 2021, and it is valid until 2025. It sets out a comprehensive approach from prevention to prosecution and conviction of traffickers, while always taking into account the situation and vulnerability of victims at all stages. This is done through a victim-centered, gender and child-sensitive approach. We structured it around four main priorities, which are reducing the demand that fosters trafficking through a comprehensive approach that does not only include criminal law, but it also includes training, education, and other initiatives that target demand for example, cheap products and sexual services, which are the two drivers of sexual exploitation and labor exploitation. The second priority is breaking the business model of traffickers online and offline, because we know that now the online dimension has become more and more important, as hardly any trafficking offense takes place without the use of internet or of social media. The third pillar is protecting, supporting, and empowering victims, and I will focus on this a bit more later in my intervention. And the fourth one is the international dimension, which concerns cooperation with third countries and international organizations. The first three priorities also apply in our work with third countries and international organizations. So our cooperation is always structured on these main pillars. I will not go through all the actions that are included in our strategy, but I will focus perhaps on the key actions that concern victims. And the main ones are enhancing capacity building and sharing of best practices on identification. And this includes training the law enforcement, the judiciary, social workers, labor inspectors, let's say every key professional category that deals with victims and that comes into contact with them. We are also aiming to facilitate reintegration and victim empowerment and providing funding to specialized shelters. We ensure also funding for psychosocial assistance, in particular paying attention to the specific needs of children. Our partnerships with non-EU countries ensures that the victims' rights are guaranteed during all the steps of the return process, so that victims receive specific assistance and protection upon return at every stage. We are also working towards the establishment of a European referral mechanism. This work is undergoing at this moment. We do not have an exact timeline for when we will be able to set it up completely, but I can assure that we are working on that, and it is one of the key actions of our strategy. So you will hear from us about this soon. The priorities of the strategy became very important in the context of Russian aggression against Ukraine, and we were called to apply them in a prompt way immediately after the war broke out. So applying what were our policy strategies in a very concrete situation that came up in a sudden way. We know that millions and millions of people left Ukraine and reached the EU, either directly or through Moldova, either to stay or to move forward to member states that are not at the border, or even, as we see now with recent trends, to return to Ukraine. The vast majority of them are women and children with specific vulnerabilities, and the first important step by the EU was to activate the Temporary Protection Directive for the first time in history. This is not necessarily a measure that is related to anti-trafficking per se, but it was crucial to ensure a reduction of the vulnerability by granting access to the labor market, to education, to the health services, making it less likely for people coming to the EU to fall into the hands of traffickers. In addition to that, we have worked on specific anti-trafficking measures, such as the development of the Common Anti-Trafficking Plan under the leadership of the EU Anti-Trafficking Coordinator. So it was the office in which I work, which adopted this Common Anti-Trafficking Plan and developed it, and now is following its implementation in very tight cooperation with the EU agencies such as Europol, Frontex, Eurojust, and the EU Asylum Agency. I don't want to forget any of them, but they're all involved
with us and member states as well. We have focused on awareness raising and the setting up of hotlines. So now our website includes all the hotlines that were provided by member states, which can be reached by people fleeing the conflict and in a way that they can communicate also in Ukrainian and reach out for help. We have also prepared banners, worked on online messages, and including text messages from some member state authorities that were directly sent to Ukrainian SIM cards to ensure that they have access to everything they need while they are on the EU soil. We also focus on prevention, and in this regard it was very, very important to ensure registration of those who provided transport and accommodation to the people fleeing the war in order to avoid that situations which may seem as very nice offers for help turn out to be exploitative situations. We then focus on the support, protection, and assistance of victims, and on the law enforcement and judicial response in case of concrete cases. And I must say at this stage, there are only a few cases confirmed in relation to the situation in Ukraine, and this can be because prevention worked and we acted immediately. It could be because of the temporary protection. It could be because the Ukrainian people who fled the conflict often reached members of their family or acquaintances in the EU. But we should not forget that trafficking is not an immediately visible crime, so there may be widespread underdetection, and as it is not immediately visible, the numbers may rise. We know that the energy crisis is coming up, and this could enhance vulnerability. So we are not, how can I say, laying back and enjoying the fact that there are few cases at this stage, but we are very, very much aware that the situation may worsen, and we keep on monitoring the situation. The fifth strand is cooperation with Moldova and Ukraine, and we have involved both Moldova and Ukraine in our meetings of the EU network of national rapporteurs, of which of course also Italy, like all member states, is part of, and of the civil society platform. So we have involved them from the very beginning, and we also went on a visit to both to Ukraine and to Moldova in order to enhance this cooperation and ensure that we work together. Just a final point on the EU anti-trafficking directive now. As part of the EU strategy, one of the key actions was to evaluate and possibly review the directive. The directive is from 2011, and it is a very good instrument. It harmonized legislation across the EU, not just for criminal law, but also proposing high standards of protection and support to victims, in particular children and unaccompanied minors. It is over 10 years old, so it needs to be adapted in some points to better tackle the current challenges that perhaps were not as relevant in 2011. At this stage, with the legislative package coming up in mid-December, on the 13th of December, I hope you understand I cannot say a lot about this, but one thing I can surely say is that you can rest assured that the strong focus on victims, the wide range of protection and rights that the directive provides will not be changed. If anything, we will try to improve, for example, the early identification of victims, because we know that identifying victims as early as possible is crucial, both to refer them to appropriate services and to reduce the harm suffered to victims. And while I cannot say very much on the concrete measures, I can say that we have looked at the totality of the directive, and we have thought about what forms of exploitation have emerged or gained importance in the past years, the impact of the online dimension that I mentioned before, and the importance of accurate and comparable data to base our policies, to inform our policies. As I said before, we have looked at early identification, and we have also thoroughly analyzed the possibility of introducing a criminal offense of the use of services exacted from victims of trafficking in order to tackle demand. These are just a few examples that I can mention, and I will stop here, but not before saying that, of course, not everything is solved with legislation.
We also work on the implementation of our measures, and we provide funding to these effects. And my colleague Henk Visser, who will intervene after me, will say more about this. Just again, a final conclusion to say that the package that will come out in December will also include the progress report, which is a report that comes out every 2 years from the European Commission, and it will include the trends in the past 2 years, the challenges, and also statistics that we've gathered at European level in 2019, 2020, and part of 2021. So with this, I give the floor back to the room, and I hope you could hear me well. Thanks a lot. Grazie. Prego, Henk. First question, can you hear me? I see no nuts on the screen. Somebody's yes. Nook is nodding. Thank you very much. So you can hear me. Can you see the slide? Again, I see nodding figures, so it works well. That's the most important thing, because it will help me to explain you a little bit what this is all about. I hope that you will, and I think you will get the slides as well, so you don't need to take any notes of it. And in particular, because there are a lot of slides, and I go through them very quickly, because certain things are self-explanatory. I don't need to tell what's written there. You can all read. So I'm going to say a little bit about the funds, which Eduardo, with an excellent presentation, already referred to. What we do to help you, to help others, to help the victims of trafficking of human beings. In the Army Fund, we deal with the victims, but we also have the Internal Security Fund, and there we also strengthen the law enforcement prosecution side to make sure we get the criminals behind bars. Let's see, next, yes, here we are, it works as well. So this gives a global overview of the reform which we have done with the new AMIF. There was an AMIF before, and before that there were other funds as well. But with the new multi-financial framework, we set up a new plan for 5 years, how we're going to deal, how we're going to spend, dedicate our funds. So this revamped comes to these 6 main priorities which we put forward. I won't go too much in detail of that, because I'm quite sure you're well aware of the most things of what we do. So there was this political context where we reviewed certain things, as I mentioned, and where we also took on board the changes which were already taking place with the new financial regulation. This is very important for those who manage projects and make proposals, but that's later on. So we focus more on supporting the integration into local communities. Well, Regione Veneto and all the other partners are well aware how to do these things when it comes to taking these persons which are victims, to put them in a safe place within the surrounding, to give them the opportunities to further develop, etc. So there we look at what can we do to provide educational purposes for the minors, to make sure that they can develop a future for themselves, to make sure that there is an interaction, that they feel comfortable in the new surrounding, and to fight, of course, unemployment, to make sure they can gain certain things and don't need to resort back to traffickers. So there are 5 key areas. For us, it's important to look at fighting migrant smuggling, and of course, what I mentioned before, to make sure that there are opportunities for those which are in the countries. In certain cases, we can see that people want to return, and there we also see what kind of assistance can we provide in that. Little bit about the budgets. It gives you some idea for where we came from and how it has grown. Basically indicates how perhaps the problem has grown as well, relating to the migration in general. More and more funds were dedicated to this over the years. And as we see where we stand now, you'll see that is a huge amount set aside for AMIF, 9.9 billion. I will go a little bit detail how we go into that, how we develop that further. So 9.9 billion, so almost 10 billion for 7 years in the next period where we're going to support. We want to develop certain things. It
all mentioned here. I'll not go in details about that, but we want to make sure that it goes smoother, better, and that we have the solidarity and responsibility within the member states, between the member states, and to make sure we can deal with emergencies as we've seen before. We want to make sure there's an efficient management of flows, because all the time you hear in the press that the negative information, but we also have to acknowledge that our population is getting grayer and grayer, that we need probably a workforce from outside the European Union. So how can we develop that further? AMIF has some new specific objectives. The most important elements are stated here. I'm quite sure that you know most of them, so I don't go in detail. And as I said, you probably get the slides so you can go further as well. What is important to note is that most of our money, of this 9.9 billion, is not really managed by us here at the Commission, but it's given to the member states under shared management. They deal with that. Then there's another element which we do, which is called indirect management, by which we give international organizations and agencies the responsibility to manage our money on our behalf. And our behalf, we really do ourselves, is called direct management, and that's what we do mainly via the union actions. To come to union actions, we develop a thematic facility, basically an element of a work program where we say what needs to be done by whom, when, where, giving potential beneficiaries already an idea where we're going through in the future. I'll come to that, back to that later as well. So I focus very much on the union actions. That's what we do within the headquarters of the European Commission here at DG Home. So most of it, what we do is calls for proposals. You have participated in a call for proposals. You were successful, so you're well aware. Then we have certain elements what we do in procurement, where we procure certain service, support, etc. And then we also do direct awards and delegation agreement. Direct awards is given to organizations basically have a factual monopoly or a territorial monopoly on certain activities, or which it doesn't make sense to do a competitive procedure because the winner would be the same. And delegation agreements are direct awards given to international organizations who can manage certain funds on our behalf. So as I said, what we do very much, we give an idea of what we plan to do in the future, which is being written down in work programs. You may have seen that the work program of last year contained a very important call for proposals, the inter-call for proposals, integration. That has been cancelled because of the situation in Ukraine. We had to mobilize the funds, and the funds were therefore moved from that call to support Ukraine. Nevertheless, we were able to do two calls for proposals, one on information and awareness raising of the risk of irregular migration, and another one, which I'll explain a little bit later, about support to victims of trafficking of human beings. So I look a bit to what we've done, so to give you an idea. So as of 2014 to 2021, how did we spend our money? And there's a great website of the European Commission called the Financial Transparency System. The link is below. When you play with the different elements, you can get information about what we've done on the AMIF, by action grants. You can check even the countries. That gives you a bit more details. And one of the details I distilled from that is to see. Lauscher, could you? He left his microphone on. Anyway, you can see the distribution of the AMIF beneficiaries per type. So what were public authorities, what we give to national, regional, local authorities and public agencies, what went to universities, sometimes also public authorities, public bodies, and to research institute, what give to international organizations, chambers of commerce or local development agencies, and private firms, consultancies, etc. And you see that the bulk is given to civil society organizations, foundations, and not-for-profit organizations, which may be social companies, social entrepreneurs, but we have a not-for-profit scope, so we scored it there. Here it shows a little bit the idea how the money has been handed out over the countries. And you see that a country like Italy is
our biggest client, if you like, with 20.5%, followed by Greece and the international organizations. So since you I looked a bit at your partners, here some slides, you can see that 296 projects involved civil society organizations, being 63% of the total, and that's I have for each country. So you see that Italy was 1 billion, a bit more money awarded in that period to them. Here's the information for Spain, 287 million, 157 for Belgium, and France closest 107. For you just to have later on. So, as I said, you can get information of what we do on the financial transparency mechanism, but also on the funding and tenders opportunities website. So if, for instance, you type in, and you get to this page, and you type in THB, you get an overview of projects which deal with THB elements. It's other projects who indicate these keywords, so it's easy to be found. Could be helpful if you're looking for other ideas, partners, or perhaps you have elements which you say, we would like others to pick that up and to develop it in their region. What you can also do is select per call, and here I use the example of the integration call of 2017, where topic 5 dealt with trafficking of human beings. So following this example, you can get all the projects which have been financed under that topic in that call for proposals. So this gives a total overview about what we've spent, what we've awarded in the years of 2017 to 2020 in the trafficking for human being calls for proposals, support to victims. And you see the acronyms and the project idea. So it can help you to get more information also about these projects. So you see the total budgets which we have allocated in 2017, 18, 19, and 20 gets to over 10.5 million. On the current call, which we just finished the evaluation, we get 4 million. Yeah, could you? Thank you. 4 million, which was available. There was still a very strong interest to participate because we got nearly 20 million proposals worth nearly 20 million in total. We've completed the evaluation, and in the coming weeks, we will send out the letters to the successful and unsuccessful. So those which can expect a grant and those which were not selected to receive a grant. More information you can find also there. Good idea. Italy got over 20% of the funding, and one thing that explains it, we also got a lot of applications coming from Italy. And the last call, you can see here the overview that what we got from what country of the 33 lead applicants. As stated as well, the 33, in the end, we probably leave 6-7 projects which are selected, which I have to say, compared to my previous experience in the Western Balkans, is not a very bad success rate. There, the success rate was 5%. This gives a bit of the co-applicants which are in there, which already gives you some idea, like the one before, that there were some which were inadmissible, ineligible countries, and therefore these projects already did not pass that first test. But it gives you an idea how widely it is spread. And again, you see that Italy is very strongly represented. So that was the past, and now you want to see about the future, probably. So, as I mentioned, you've seen that already. We have a lot of countries involved. Per definition, all calls for proposals are transnational, and you need to fulfill certain eligibility criteria. Like I mentioned, the ones previous slides, you saw some countries which were not eligible for support on that call, and therefore these proposals had to be eliminated. So the future calls for proposals are always published on the Funding and Tenders Opportunities website. When you get the slides, you can immediately click on the blue line, which is the link. But also we give information about what we plan to do in our work programs. So on the first link, you can find the information on the AMIF page,
the page which is managed by DG Home, where we publish the work programs, and the Funding and Tenders Opportunities portal, where we put the calls. There you will see, as I said, the example shown on clicking that particular link. So do stay in touch, keep us informed about what you do, because what we often plan to do to see if there is an interesting element which we can promote further, then you can have a partner in us. Because we're looking at good stories which can be shared with others and which could inspire other organizations to come with their proposals. Thank you very much for your attention. Grazie ancora alla Commissione europea per gli interventi di assoluto livello e di importanza che ci hanno fatto comprendere meglio il programma AMIF e le politiche presenti e future. A questo punto lascio la parola, senza rubare ulteriore tempo, alla professoressa Degani, che proprio partendo da alcuni spunti che sono stati già raccolti in questi interventi, vale a dire l'importanza dell'identificazione e di garantire una precoce identificazione appunto delle potenziali vittime di tratta, ci farà un intervento tecnico su questo tema proprio partendo dall'esperienza del progetto ed anche come dire, approfondendo la questione della situazione dei minori stranieri non accompagnati che sono a grandissimo rischio di vittimizzazione. Grazie. Grazie a voi, ho le slide, quando partiranno in inglese parlo in italiano, faccio questo mix. Intanto ringrazio tutti quanti, tutti i partner di questo progetto, ma ovviamente in primis la Regione Veneto, intanto per aver creduto, insomma per la fiducia che ha dato al Centro Diritti Umani, poi per avermi invitato qui questa mattina con questo intervento che ovviamente, visto il mio ruolo, sarà diverso da quelli che mi hanno preceduto. Però insomma parto facendo una considerazione che mi allaccia a quanto diceva prima la dottoressa Midena. In realtà questi progetti internazionali, nella mia esperienza, ed è piuttosto consolidata, sono molto importanti per due ragioni. Intanto perché sono delle fonti di distribuzione di denaro all'operatività per i sistemi antitratta fondamentali. Ma unitamente a questo elemento oggettivo ve ne sono anche altri di pari rilevanza, secondo me, che consistono proprio, primo, nella costruzione di quelle che sono delle reti interne ai paesi e di scambio tra le esperienze dei paesi diversi, che su un fenomeno come questo, che è per definizione transnazionale e che per definizione richiede in qualche modo mutui aggiustamenti, mutui scambi, insomma una reciprocità operativa, direi di linguaggio, di visione, di narrazione fondamentali, io ritengo che le esperienze dei progetti europei siano per certi aspetti uniche, nel senso che io personalmente ho sempre portato a casa qualche cosa. Ho sempre portato a casa qualche cosa, come ricordava prima la dottoressa Midena, peraltro anche da questo che è partito all'interno di difficoltà di confronto terribili legate proprio alle necessità di aggiustare tutte le azioni trasformandole in azioni online, e nonostante tutto ha funzionato, anzi probabilmente talune azioni oramai sono così consolidate nella veicolazione online che probabilmente sono più facili da gestire, da catturare in quella modalità che nella modalità in presenza. Per certi aspetti sono anche più economiche, vista anche dentro un discorso puramente budgetario e dentro nel tema del mio confuso intervento. Allora, intanto tutto quello che non si nomina non esiste e tutto quello che non si cerca probabilmente non si vede. Perché dico questo? Perché parliamo di fenomeni che, come dire, nella loro complessità richiedono sistematicamente di essere cercati, perché se non si cercano probabilmente non ci si può lavorare neppure sopra, non si comprendono, non se ne comprende la natura più o meno criminale, sottolineo più o meno criminale,
e non se ne comprende la portata in termini quantitativi ma anche in termini di gravissime violazioni dei diritti della persona. Attenzione, la tratta è un reato contro la persona, il favoreggiamento dell'immigrazione clandestina in linea astratta, strettamente di diritto, è un reato contro lo Stato. Okay? Per cui stiamo parlando di fattispecie che si collocano nei codici entro logiche di tutela completamente diverse. Perché dico questo? Perché è fondamentale stare sul pezzo. Allora, questi progetti permettono alle istituzioni e a chi ci lavora dentro di stare sul pezzo e di riportare la centralità su questo pezzo, e questo è molto importante. Allora, questa è la panoramica della partnership di questo progetto e devo dire che c'è un elemento che accomuna questi paesi, che è quello di aver sempre lavorato sulla tratta, nel senso, non tutti i paesi dell'Unione Europea ci hanno messo lo stesso impegno, hanno i sistemi consolidati più o meno allo stesso livello, eccetera. Questa è anche un'ulteriore prova del fatto che in qualche modo questo tipo di fenomeno, che è un fenomeno sociale gravissimo per la portata potenziale di cui probabilmente non ci immaginiamo neppure la consistenza reale, se dobbiamo smussare il fatto di reato della tratta in quanto tale alle forme di gravi sfruttamento, perché di questo si tratta oggi. Ok, allora diciamo che questi paesi hanno sempre lavorato su questo tema, hanno sempre cercato la progettazione europea e hanno sempre cercato il confronto, e questo secondo me è estremamente importante. Se noi guardiamo le priorità di questo progetto ci rendiamo conto che riproducono la filiera degli interventi sull'asse della protezione. Riprodurre la filiera degli interventi sull'asse della protezione significa anche lavorare sulla prevenzione, perché ricordiamocelo, proteggere vuol dire prevenire la reiterazione della condotta, oltre che prevenire tout court i fatti di reato altri in generale. Questo è un binomio fondamentale, quello della protezione e della prevenzione, che è legato a un'esigenza implicitamente trasversale a tutte le azioni di questo progetto, che è l'evitare la rivittimizzazione. Allora, il progetto si focalizza sul tema dell'identificazione. Il tema dell'identificazione nel panorama della prospettiva diritti umani a riguardo delle gravi forme di sfruttamento in danno di stranieri, ma anche di cittadini comunitari, è al centro di ogni intervento. Io, se sbaglio nell'identificazione, sbaglio tutto quello che deriva dall'identificazione. È per quello che mettere al centro l'operatività sull'identificazione è fondamentale. È per quello che i sistemi antitratta debbono recuperare in maniera urgente l'asse operativo attorno all'identificazione, che in questi anni, per le caratteristiche, dopo lo dirò, dei Mixed Migration Flow, è stata in parte glissata, delegata, sviluppata da sistemi che entrano in contatto con soggetti migranti che in ragione dei Mixed Migration Flow possono presentare le circostanze, le condizioni dell'essere vittime potenziali, presunte o attuali di grave sfruttamento, ma anche no. È il tema soprattutto del sistema dei richiedenti protezione internazionale, ma ovviamente anche per quanto riguarda i minori, dei minori stranieri non accompagnati, che peraltro nel caso italiano sta nell'attuale sistema di accoglienza e integrazione cosiddetto con l'acronimo SAI. Lavorare sull'identificazione vuol dire lavorare sulla capacity building di tutta la filiera degli interventi, perché a diversi livelli tutti concorrono all'identificazione, parliamoci chiaro, dall'infermiera del pronto soccorso all'ispettore del lavoro all'operatore di strada, in qualche modo tutti sono soggetti potenziali che, se allertati su questo tipo di passaggio, possono concorrere in maniera importante a lavorare su questo versante, che ricordo è il primo elemento su cui si innestano tutti gli altri interventi. L'altra questione paradossalmente riguarda
il tema dell'inclusione. Perché faccio questo salto e perché lo fa anche il progetto? Perché in realtà la filiera inizia con la pre-identificazione, anzi inizia con l'emersione. Se dobbiamo parlare di quella che è la caratteristica della filiera tradizionale, emersione, pre-identificazione, identificazione formale, programma, inclusione. Ora, l'altro grande versante problematico assieme all'identificazione è l'inclusione, perché l'inclusione implica la possibilità di aprire una prospettiva occupazionale, esistenziale, abitativa, di capitale sociale della persona su cui si sta lavorando, che in tempi di crisi come questo non è facile. Non è facile, e qui siamo al nord, qui ci sono progetti del sud Italia, ho visto collegati, e insomma lì la situazione è ancora più difficile. Non è più difficile solo per la pregnanza che oggi ha la crisi economica, è più difficile anche per le caratteristiche dei target con cui si entra in contatto, che sono caratteristiche, bisogna dirlo, molto spesso di persone sempre più povere dal punto di vista delle risorse individuali. Peraltro non potrebbero essere molto diverse da così, in considerazione del fatto che l'impoverimento è un fatto globale. Di conseguenza, verosimilmente, anche chi si approccia oggi ad un progetto migratorio con queste caratteristiche parte in condizioni forse più svantaggiate di quelle che riscontravamo anni fa. Vado in fretta. Allora, il rispetto dei diritti umani, il lavoro di ricerca, cioè osservare, andare a cercarle, queste persone non vengono fuori dal vaso di Pandora. Questo è il lavoro che ha caratterizzato il sistema antitratta dall'esistenza iniziale della sua vicenda politica in Italia. Questo è un passaggio fondamentale, ok? Bene. Lavorare sul tema dello sfruttamento, identificando, tra virgolette esattamente, parola assolutamente impropria che non ha riscontro neppure nella norma penale, identificando la soglia della separazione tra sfruttamento e grave sfruttamento. Questo, allora, ieri forse Gianfranco diceva, non lo so, tutte le nigeriane che entrano in Italia sono vulnerabili. Io direi non solo le nigeriane, il tema è il sistema non è, come dire, non è attrezzato per accogliere tutti i soggetti vulnerabili. La vulnerabilità deve essere posta in relazione all'ipotesi del grave sfruttamento, ovviamente. E qui, insomma, si aprirebbero tantissime considerazioni da fare che ovviamente qui non abbiamo il tempo, però insomma la relazione che intercorre oggi tra potenziale condizione di grave sfruttamento e arrivo in condizioni già di vulnerabilità ovviamente aggrava lo Stato in una maniera importante. Per quanto riguarda i minori, comprendere adeguatamente l'età di queste persone, perché sappiamo che molto spesso sono persone che hanno un'età prossima alla maggiore età, per cui questo rende l'identificazione dal punto di vista dei diritti umani un passaggio particolarmente delicato. Sappiamo anche che tantissimi di questi minori sviluppano dei tentativi di negare la minore età, nel senso di alzarla, di portarla alla maggiore età o di abbassarla nel caso in cui, diciamo, la soglia sia veramente inidentificabile in termini, vi sia un rischio che sia identificata insomma in maniera impropria. Ok, allora oggi questi discorsi si trovano a fare i conti con il fenomeno dei Mixed Migration Flow. Allora, i Mixed Migration Flow sono il fenomeno di questi ultimi 10 anni nelle migrazioni, direi, di tutto il mondo, e sono probabilmente alla base della difficoltà politica di sicuro, operativa anche, di utilizzare le categorie con cui tradizionalmente sono ripartiti i migranti, categorie non solo sociologiche ma anche giuridiche, rispetto alle quali si pongono in essere talune forme di protezione piuttosto che altre o misure di allontanamento, respingimento, eccetera. Ok.
Questa questione dei Mixed Migration Flow è una questione da cui non se ne viene fuori per due ragioni. Per delle ragioni che sono legate alle modalità operative con cui i processi migratori oggi materialmente si realizzano. Prima questione, un dato fattuale: le modalità operative con cui i percorsi migratori oggi avvengono, e non faccio riferimento solo agli ingressi nel Mediterraneo, anzi in questo momento con la mente sto pensando ai Balcani, ok? Non so perché non ho pensato al Mediterraneo, ma ho pensato ai Balcani. L'altra questione riguarda il fatto che obiettivamente queste categorie sono di difficile definizione in termini certi di fronte ad un esame delle autorità pubbliche in sede di valutazione da parte della Commissione territoriale, in sede di rilascio del titolo di soggiorno, eccetera. Ancora una volta entra in gioco l'identificazione. Io non dico che chi ti identifica determina il tuo percorso, ma sicuramente chi ti identifica gioca una buona parte nel veicolare il percorso. Da qui anche l'esigenza di operare con delle professionalità che prendano in considerazione trasversalmente le caratteristiche delle persone alla luce dei diversi sistemi. Ok, io non ho molto tempo, volevo semplicemente dare alcuni dati. Ho saltato tantissimo perché Federica mi sta sollecitando, d'accordo? Ho saltato alcuni dati e passo a questi. Allora, a riprova di quanto sia rilevante il lavoro sulla tratta, nel senso di quanto la volontà istituzionale, amministrativa, politica di stare su questo pezzo o meno incida nel processo di identificazione e perciò nel risultato in termini di contrasto alla criminalità organizzata e eventualmente anche a situazioni di grave sfruttamento non derivante da strutture criminali particolarmente organizzate nella condotta della loro azione illegale, che cosa che avviene normalmente. Faccio vedere questa slide perché i minori sono quasi il 22% di tutte le vittime registrate nell'Europa 27, ma sono 32% nell'Europa 28 con la Gran Bretagna. La Gran Bretagna da sola ha fatto il 10%, ok, nella costruzione della percentuale di questi soggetti. Ora, al di là del fatto che i dati, sappiamo, presentano un margine di approssimazione, i dati su questi fenomeni davvero parlano, sì, ma fino a un certo punto vanno presi con le pinze perché la costruzione dei dati non è esattamente omogenea e standardizzata fra i diversi paesi. Però questi numeri sono interessanti. Il 74% di tutti i minori registrati nell'Europa 27 sono cittadini europei. Il 64% sono vittime di grave sfruttamento sessuale, ma lo sono il 37% nell'Europa 28. Capite che cosa vuol dire guardare un fenomeno piuttosto che non guardarlo o guardarne un altro? Perché questi dati ci dicono chiaramente che in questo caso la scriminante è la vicenda della Gran Bretagna, insomma 27-28, questo è il paese che è uscito. Però questi dati sono illuminanti dal punto di vista di che cosa si guarda, di come si guarda e di dove si mette l'attenzione su quello che si guarda. Ok, vedo Federica che mi devo fermare? Ok, va bene, allora faccio vedere un'altra slide e chiudo. Allora, mi chiedo, c'è una volontà politica reale di lavorare sulla tratta? Punto di domanda, nel senso, la volontà politica reale di lavorare sulla tratta oggi significa lavorare sul grave sfruttamento, perciò significa lavorare sul welfare, lavorare sul benessere e lavorare sulla crescita economica, perché non si può pensare di lavorare sul grave sfruttamento perennemente solo con lo strumento assistenziale.
È ben vero, sono la prima a dirlo, una grande parte di queste persone oggi ha bisogno di assistenza probabilmente allo stato puro, perché sono persone deprivate, bisogna dirlo, sono persone deprivate e probabilmente percorsi di integrazione atti a come dire, ridare loro una dignità di autonomia piena non sono di facile percorribilità in ragione delle caratteristiche che molti di loro hanno, non del tutto slegate peraltro anche dalle vicende migratorie che vivono per arrivare nel nostro paese, almeno in alcuni casi. Poi, quanto la narrazione pubblica sul fenomeno della tratta ha inciso in questi anni a rappresentarlo in una maniera piuttosto che in un'altra. Prima Gianfranco questa mattina quando è arrivato diceva devo andare in un posto dove mi hanno detto che la tratta è una cosa da donne, ok? Allora, posto e non ammesso che questa cosa sia vera, perché non è neanche vera, perché globalmente non è vera, può essere vera nel nostro paese ma non è vera a livello globale, assolutamente. Posto il fatto che questa cosa sia vera, questa cosa ha giocato contro le donne perché le ha rese tutte vittime. Non siamo tutte vittime, ok? La vulnerabilità è una condizione situazionale, il Covid ce l'ha fatto vedere, tutti quanti possiamo diventare vittime, ok? E venire fuori dalla condizione di vittimizzazione. E tutti i maschi li ha fatti criminali, più o meno, o comunque se non criminali, persone che usano strumentalmente la protezione internazionale o altri titoli di soggiorno, persone che soffrono meno delle donne. Queste cose non sono vere, ok? Per cui la narrazione bisogna starci un po' attenti. Che cos'è il grave sfruttamento oggi? La tratta non è necessaria alla consumazione del grave sfruttamento, stiamo parlando di persone che vivono condizioni di grave sfruttamento riconducibili alla fattispecie del reato di riduzione in schiavitù in talune circostanze oggi, che non sono vittime di tratta, magari sono nel nostro paese da 10 anni con un regolare titolo di soggiorno e sono 10 anni che vivono quelle situazioni, per cui insomma, ok. Sui sistemi, i sistemi continuano più o meno ad avere la capacità di catturare, nel senso di cogliere, essere fashionable, come si dice, essere, vabbè, non mi viene in italiano, attrattivi per alcune nazionalità e non per altre. Domandiamoci anche questo. Oggi le modalità della presa in carico di queste persone non possono essere delle modalità che tolgono queste persone alla ricostruzione della loro vita per un anno e mezzo, 2, eccetera. Cioè l'urgenza di dare loro uno sbocco esistenziale dignitoso quanto prima è la leva dell'appetibilità, perché è vero, il titolo di soggiorno è la prima cosa, il titolo di soggiorno però va riempito di contenuti, ok? Perché l'evidenza ci fa vedere che nel grave sfruttamento è pieno di persone con il titolo di soggiorno, per cui il lavoro dei progetti antitratta è quello di restituire una dignità a 360 gradi di queste persone. Ok, mi fermo qui perché altrimenti non ho tempo. Va bene. Ok, grazie. No, avevo presentato roba, ma non da 6 ore. Purtroppo il tempo corre, per cui ringraziamo moltissimo la professoressa Degani per il suo intervento assolutamente di alto livello. E quindi dopo tutta questa introduzione tecnica possiamo aprire il primo panel esperienziale, oserei dire, appunto relativo un po' alla restituzione di quelli che sono le attività realizzate nell'ambito del progetto Next to You. Per cui chiamerei qui al tavolo i nostri partner di progetto. Allora cominciamo con diciamo il VP2 per capirsi, quindi esatto, Barbara, Devi e Fundación Cruz Blanca, e magari possono già avvicinarsi anche i colleghi di France Terre d'Asile e di Comunità dei Giovani, così sono i prossimi a parlare e sono già presenti qui al tavolo.
Radek, Axel, venite pure. Sì, giusto 2 parole introduttive, poi vi lascio a voi. Sì, siamo in 5. Grazie Gianfranco. Allora, molto rapidamente questo panel vuole proprio dare voce alle esperienze del progetto, per cui vuole raccontarci attraverso anche una narrazione un po' a braccio, mi viene da dire, no? Quindi condividendo magari qualche foto, qualche elemento appunto di esperienza, quelle che sono le attività che abbiamo realizzato in questi 24 mesi di progetto. E partiamo quindi da quello che noi abbiamo chiamato appunto il VP2, cioè il work package dedicato alle azioni per favorire l'identificazione precoce delle vittime di tratta e grave sfruttamento, e lascio quindi la parola a Devi, appunto della cooperativa Equality, e poi contestualmente a Fondazione Cruz Blanca con Carmen. Grazie. Okay, I will speak English. Thanks for all those who made it possible to be here today. And but I would, before starting to talk about the specific action that I'm here to present, I'd like to spend just a word on how the idea of the whole project started. That was the idea of working on things that appeared urgent, important in our daily experience. This urge is supported by a lot of data that I will not go through, but Paola Degani before me has explained very well. But I'll just add one data. A research conducted by The Guardian and Lost in Europe has estimated that in Europe, between 2018 and 2020, 18,000 unaccompanied minors that passed through reception shelters went missing. This data urges all of us to work on what happens to unaccompanied minors, as well as on young adults, and that's what the project is about. So the action I'm presenting is an action that works on capacity buildings of the stakeholders as related to the priorities that have been illustrated earlier, and that started with the idea that, first of all, the contexts we were working on had different legal frameworks. We started with an exchange of the legal frameworks in the different nations, and then we decided to build capacity building training with all the stakeholders involved to enforce early identification of minors victims of human trafficking, especially focusing on specific forms of exploitations that in our experience were under-detected and perhaps underrated. The decision of working on stakeholders is also based on the idea that capacity building is a long-term perspective and is a way to work on joining different perspectives on complex phenomena that need the joint point of views to work together. In Italy, this action was conducted in Italy and in Spain, and I will leave the floor to our colleague very soon after explaining how we dealt with the training in Italy. The training in Italy focused on forced criminal activities, a particularly under-detected form of exploitation that sometimes is also interrelated with other forms of exploitation. When we talk about forced criminal activities,
This can be associated to microcriminality, such as pickpocketing, but also to more complex forms of criminality, such as drug dealing, and it particularly involves minors. In Italy, there's no primary law on the non-punishment of penally relevant behavior within this form of exploitation, even though it can be deduced by the harmonization of other norms. And this makes it particularly difficult to identify the victims and to allow them to collaborate in investigation. So the action consisted in mapping literature, relevant literature, that then was shared among the participants of the training, and it consisted in mapping the stakeholders, trying to, in the Veneto region, trying to involve reception centers, social workers, law enforcement agencies, youth care providers, guardians, lawyers, prosecutors. The training consisted in 4 appointments. The first one was dedicated to unaccompanied minors and norms, specifically dealing with unaccompanied minors. The second one on forms of vulnerability of unaccompanied minors, and it had a specific focus on the borders of the Italian context and on what happens in the different borders. The third appointment focused on criminal forced activities, and it had a specific focus on the precious tool we have in the legal framework, Italian legal framework of the Article 18,6 of the law of 1998, number 286. That allows to protect people who have committed a crime while being minors. A final appointment helped to share best practices, among which Inside Out Action of Navigare project, that included also actors of the juvenile system. I'll leave the floor. I'm sorry for being so brief. There would be a lot more to say about this specific form of exploitation, but what my colleague is going to say is also very relevant to our meeting today. Thank you, Debbie. Well, in Spain, since 2016, only 10 minors victims of trafficking for forced marriage has been identified since the data is available. Child, early and forced marriage is perceived as a phenomenon related to the cultural practice of certain countries. The victims being identified are mostly from Romanian and Moroccan nationalities. It should be noted that the lack of investment and research focus on child marriage as a form of human trafficking also translates into a lack of specialization, resources, professional, intervention protocols, and support for the victims. That is the main reason why Fundación Cruz Blanca decided to focus on the theme of professional training in the detection and protection of minor victims of forced marriage. I would like to share with you some of the best practice of the opportunities we have with this training. So we had the opportunity to create a space that brings together different stakeholders, potentially dealing with minor victims. The training was interesting as a theoretical and a practical level, but it also had the potential to result in an active change and implementation of best practice in the field of child protection. A rich biography has been shared with the participants. Nevertheless, some of the participants expressed the need of relying on specific data and report focused on the national level. Now, getting into the conclusion of capacity building, both in Spain and in Italy, the large number of people who signed up for the training highlights the training gaps in this particular sector. Definitely, one of the conclusions arising
from the training is the need to increase action, specialized resource for a victim of trafficking. Therefore, training and intercultural interinstitutional coordination are essential to ensure effective intervention with child victims, taking into account in particular that in Spain lacks a referral mechanism at the national. All this is crucial to implement good practices, and it is the design of individual itineraries based on each specific situation and a form of integral and holistic perspective capable of responding to legal, socioeducational, professional, and psychological needs for the minor. Certainly, capacity building has allowed us to improve the majority of the main actors, but both in Italy and in Spain, it was a shame not to have had the participation of the security force. Not only actors from the private and social sector, but also the public sector has to be engaged. Finally, we would like to highlight the importance of continuing to fund capacity building in this specific area, as situations are constantly changing. We need to keep on training to be updated in the detection and protection of minor victims. We would like to note also that the detection and protection of minors is such a complicated issue. Therefore, institutional collaboration, networking, and projects as Next to You, involving different countries and knowledge, are essential. No one can do it alone. Grazie mille Devi e grazie Carmen. Allora a questo punto passiamo alle attività di empowerment sociolavorativo portate avanti nell'ambito del progetto, quindi lascio la parola a Comunità dei Giovani con Alessia e poi contestualmente insomma a France Terre d'Asile con Axel e Radek. Grazie. Okay. Thank you to all. First of all, I would like to thank the partners for this support and my colleague Francesca that followed the project since the beginning. Now I'm going to explain the first part of our project, starting from interviews. Okay, grazie. The assessment interviews started at the end of April 2021 and reached totally 90 beneficiaries. The interviews have been carried out by social workers and the linguistic cultural mediators, if needed. The interviews were divided in 3 meetings. The first 2 meetings were conducted through the use of open and closed questions to investigate the Italian language level, educational background, the previous job experience, formal and informal, soft skills, level of motivation in the job searching, and the specific interests of beneficiaries. Okay. During the skill evaluation, the co-applicants use the EU skill profile tools for third country nations, which is a specific device designed for our target as a guide. The last meeting concerned the beneficiaries' specific needs and knowledge of job market in the host country. Occupational workshops. The number of beneficiaries reached is 65. The workshops were held by a social worker and a linguistic cultural mediator. Co-applicants agreed to divide the total available hours, that was 18, in 2 cycles, in order to permit the participation of more beneficiaries. Workshops concern general issues regarding the labor market, right and duty of the workers, welfare system, job research, resume writing, and job context. The activities were carried out in small groups using digital tools, brainstorming exercise, self-assessment questionnaires, problem-solving exercise, and role-playing.
The feedback was generally positive, although it varied according to the participants' prior experiences. Some beneficiaries had previous work experience in their home countries or in the host country, while for the others this was the first approach to the world of work. Analysis of job market. Each co-applicant analyzed the labor market at the national level, so Spain, France, and Italy, mostly focusing on the local market, regional or specific area. These analyses allowed each partner to expand the pre-existing mapping or the construction of a mapping ex novo. Mapping was particularly useful for identifying local companies that were willing to activate subsequent internships and cross-market needs with the interests of the beneficiaries. In fact, each partner expanded the network of those companies, opening up the possibility of new collaborations, and at the same time raising awareness of local realities with respect to project issues. Now I leave the microphone to Axel to the other three tasks. I will start just by short introduction, saying that this third part of this work package 3 are extremely interesting, and because it is the meeting between civil society working with young adults victims and private company who are supposed to offer a job. The job was the final Graal, Sant Graal. And we started this activity linked to the research and this occupational training with two different ideas. One was that there is the opportunity existing on the market linked to the economical situation, and other that it works only with the company who are involved, who want to protect the victims, who want to do something more. And in fact, there is something in the between. Okay. So now I will present to you the third stage of this working package 3, which were the organization of vocational trainings. So for this stage, we reached a total of 72 participants who had at least one professional trainings of at least 20 hours. So the objective of this stage was really to provide some basic knowledge on specific professions, so both theoretical and practical, but also to allow the participants to project themselves into a specific profession. So I'm not going to enter into the details of how we organize the profession. I would like just to point out two good practices that allowed us to reach these results. So first of all, we used an economic point of view, as all the trainings we proposed really met the opportunities we identified within the analysis of job market, especially the employment. Especially the employment opportunities. So we managed to propose a wide range, diversity of trainings, and so we have a total of 7 sectors trainings proposed by the 3 co-applicants, especially hairdressing, cleaning, sport, logistic, florist, so on, and including catering sector, which was really identified as being the most strategic field, as all the 3 co-applicants organized vocational trainings on this field. But in addition to this economic point of view, we also took care that all the partners who were delivering these trainings were really matching the vulnerability of the beneficiaries, and could really
adapt themselves to their specific needs. So this step was therefore the occasion for us to expand our networks of formal and informal partners, whether who already used to work with interculturality, with vulnerable people, or to raise awareness on this subject. And the feedbacks really translate this success as all the participants really expressed that they felt comfortable with the trainers and the group, which is really crucial for us in the context of trafficking. And all the participants also felt that these trainings would be really, very useful for them to then look for a job. Then we had the fifth step of the program, which were the internships. So this step was very important for the project because it's like transitional step from a theoretical knowledge acquired during the trainings to a concrete achievement through a job contract in a real company. So for this step, we reached a total of 49 participants who did an internship. And so yeah, this internship were really a transition, and it was crucial for us to have this transition regarding the context of human trafficking, as many of the participants never had professional experience in their host country. So we needed to go slowly until they reach the job contract. And so the internships were for most of the participants their first professional experience in the host country, and it allowed them not only to learn a job but also to test their codes, like social and professional code, in a professional context. If this step was crucial, I'm not going to lie, it was also the most difficult, at least for us in France, as we have a very labor law, very restrictive, which made it harder for us. But we identified the system of sponsorship as being a good way to overcome these obstacles. And so, for example, in France, as our beneficiaries could not do an internship in a company, we did some partnerships with training centers and unions, and who designed specific programs specifically for our beneficiaries and victims of trafficking. And so these internships were important, as I told you, and we had at the end 7 participants who transformed these internships into a job contract. And I will leave the floor to Radek for this. And now the Saint Graal, it means job contracts, which was our final aim of this whole procedure, from the first basic knowledge what we have to do to find the autonomy until this signature of the relation with the private company, which give us this first possibility to be in this autonomy and to reconstruct ourselves after this period of being a victim. In fact, maybe we reach our goal, realizing or signing 36 job contracts, but with different activity. The first, the most important, without surprise, is restoration, and in cooking and in the service sector. And then the second was cleaning. It's also not surprise. It was the opportunity in the market. Maybe the third one, it is something typical for Italy and in Spain, and not really accessible in France. It was agriculture. It was the season work. And for other, much more punctual sectors were hairdressing or care sector and logistics, for example, logistics, which is quite interesting sector after COVID period, but we managed in France to sign one of the contracts. The characteristics of the contracts were that they are not full-time,
more than half were part-time contracts, and we were, of course, target the permanent contract, but half of them were temporary, as usual with the first job. Maybe what is also important and interesting was which kind of obstacles we target looking for the contracts. In France, we target much more sectors. It means we make a prospection after COVID in the big distribution, in the transportation. We can imagine a lot of different sectors which were employing, which were looking for the people, but we didn't manage to find a way, because there are some obstacles. And in France, for example, in the restoration sector, we didn't manage also to sign the contracts. Even we have the contacts with trade union, and we had a dozen opportunities, but our clients, the victims, were not able to enter to this regime because of the language skills. It was first obstacles. And the second, without surprise, maybe for us without surprise, it was the kids. It means the keeping children. It is the quite big obstacles for the young women who are isolated parents and who has no solution for keeping their kids. Then maybe two last important obstacles or challenges. It is that the victims need the assistance. We are looking with this idea that we are looking for opportunity on the market, and in the same time of the approach involve a company who will help the victims. We were looking for something like assistance following this period of looking for the job, for going to the autonomy, and it was quite important. The victims need this assistance. We need to create this capacity. And the last maybe challenge which we target and which we discovered in our French reality, especially in our French reality with the asylum seekers who are also the victims of trafficking, was the security question. In fact, we have to remember that they are still victims, and organizing such activity with the objective like autonomy of the person can provoke re-victimization. The network was looking within the nationality to target some person who can be deployed once more by the network. And maybe the last then idea we switch to the other panelist. Was that we use the different point of this 5 steps idea. We can attach the job contracts even to the first stage. It was not necessary to pass through all 5 stages of this work package. We were able to use just 1 or 2 and to have the access to the employees. Grazie. Thank you. Thank and you. We are really frustrated because... No. Thank you. Ok, chiamiamo quindi sul palco Equality attraverso Francesca Sguotti e poi i nostri partner Paioche, quindi Silvia La Monaca e Robert Leisen. Possiamo far partire già le foto, Francesca? No. Ok, comincia a parlare intanto. Buongiorno a tutti e a tutte. Decido di parlare in italiano. Occupandoci di migrazioni, penso che sia a volte necessario abitare la lingua della terra d'origine, e quindi vi ringrazio per dare questa possibilità attraverso la traduzione. Ringrazio anche le colleghe che hanno accompagnato questo VP4, quindi questo work package che si è occupato di workshop psicosociali e supporto psicologico individuale a persone vittime di tratta e o grave sfruttamento. Farò una descrizione più generale dell'azione, anzi delle 2 azioni nello specifico all'interno di questo work package, per poi lasciare la parola ai colleghi di Paioche per un approfondimento specifico di una tematica. Per quanto riguarda l'implementazione di questa azione, come potete vedere dalle foto abbiamo
avviato una serie di cicli di workshop psicosociali che sono stati individuati circa 80 persone dal punto di vista progettuale per raggiungerne alla fine un totale di 87 persone, per prevenire il retrafficking e perché questi gruppi potessero essere rivolti a uomini e donne per ritrovare uno spazio di cura, di espressione di sé, ma anche costruendo una resilienza che potesse renderli persone agenti del loro percorso, sia migratorio che di vita, perché la questione di essere vittime di un reato è una parte, una parentesi della loro storia, del loro percorso di vita e della loro narrazione. La seconda attività che abbiamo proposto in questa linea progettuale è il supporto etnopsicologico individuale che vedremo insomma a seguire. Nell'implementazione, ma soprattutto in vista dell'implementazione, sono state costituiti dei gruppi progettualmente attraverso 10 meeting tra i paesi coinvolti, e quindi ci siamo incontrati tra project manager e professioniste che andavano ad implementare le azioni per costruire insieme metodologie e approccio alle persone che avremmo incontrato, occupandoci di varie tematiche all'interno di questi workshop, come l'identità che costituisce ognuno di noi, l'autostima, le emozioni, il corpo, la sessualità, la prevenzione legato ad alcuni fattori di rischio, le relazioni e le strategie di comunicazione per aumentare le competenze delle persone che incontriamo, perché siamo dell'idea che i fattori di protezione possano essere necessari per evitare situazioni di rischio e quindi perché la prevenzione possa essere duratura nel tempo, che era poi l'obiettivo del progetto. Alcuni topic sono quelli che vi abbiamo elencato e la metodologia è stata quella della co-costruzione, quindi piccoli gruppi di persone, uomini o donne, nei vari paesi. C'è chi ha fatto 3 o 4 cicli di workshop in cui affrontare queste tematiche. Una piccola fotografia sulle persone coinvolte in questi workshop. Per il Belgio sono stati svolti 3 cicli di workshop psicosociali, 2 per donne e 1 per uomini, per un totale di circa 20 persone, come per tutte i partner e quindi gli applicant, varie attività e discipline coinvolte. Per l'Italia 4 cicli, 2 per donne e 2 per uomini, più o meno per la maggioranza provenienti dall'Africa, diciamo West Africa e Nigeria, ma anche coinvolte altre nazionalità, giovani donne ma anche uomini coinvolti in attività di sfruttamento lavorativo che ci hanno portato grandi spazi di confronto, soprattutto rispetto al tema della fragilità del maschile. La Francia ha fatto 3 cicli di formazioni solo per donne, di cui uno online per necessità di tipo pandemico, chiaramente, e per quanto riguarda la Spagna 4 cicli di workshop, 2 a Ceuta, quindi in una parte molto particolare della Spagna, uno, mentre gli altri 2 sono a Cordoba. Per quanto riguarda Ceuta vorrei specificare una cosa: è stato condotto un gruppo su 11 ragazze molto giovani, minorenni, provenienti dal Marocco e arrivati in una modalità abbastanza forte per quanto riguarda il processo migratorio, quindi attraverso il mare, in senso fisico con il loro corpo. E per quanto riguarda poi Cordoba sono state coinvolte delle donne provenienti da vari paesi, quindi sia di lingua araba che poi anche loro West Africa. E poi per quanto riguarda la fotografia dell'azione numero 2, quindi del supporto etnopsicologico individuale, sono state individuate da progetto 20, poi sono diventate un po' di più le persone che sono state seguite per un percorso individuale, alcune emerse dal gruppo, mentre altre sono state individuate dai vari social worker che abbiamo incontrato. Per il Belgio 3 uomini e 4 donne, per l'Italia 3 uomini e 4 donne, sempre molto giovani, per la Francia 8 donne tutte di origine nigeriana e per la Spagna sono 5 persone donne e un uomo. Alcune di loro erano accolti in shelter, altre no, ovviamente dipendendo dal loro percorso di inclusione nel progetto antitratta. L'ultimissima cosa, poi lascio la parola a Paiocche per gli approfondimenti, volevo sottolineare 2 cose. Intanto scorrono le foto dei gruppi che abbiamo svolto. La prima che avete visto era l'Italia, questa è la Spagna nelle suddivisioni di Ceuta e Cordoba e queste sono le foto dei gruppi svolti in Belgio attraverso la ONG Paiocche, mentre queste sono le foto
della Francia. Abbiamo scelto delle foto ovviamente che tenessero in considerazione la privacy delle persone che abbiamo conosciuto. Ad alcune di loro è anche stato chiesto il permesso poi per mostrare alcune foto, però sappiamo che tra i punti di forza quello che è stato il gruppo per loro era un posto sicuro, dove si potevano sentire non giudicate, in uno spazio, chiamiamolo safe in questo momento, e che quindi poteva voler dire qualsiasi cosa per loro, dove potessero anche esprimere quello che avevano il desiderio di fare, quindi co-costruendo le attività significava anche chiedere di che cosa avevano voglia di parlare in alcuni casi, conducendo però attraverso delle professioniste questo percorso di cura. E nel confronto del gruppo i punti di forza sono stati che hanno potuto implementare un senso di competenza e di agency importante, sia attraverso il confronto fra pari, ma anche nell'emersione di abilità che potevano portare risorse e da mettere in campo poi sia nella vita lavorativa che negli altri aspetti della loro vita. E un altro aspetto molto importante che vorrei sottolineare come punto di forza è che condividere metodologie tra paesi diversi, anche di approccio verso persone provenienti dagli stessi luoghi, è stato costruttivo, perché non c'era solo un confronto su che cosa facciamo nell'attività, la dinamica, la metodologia, ma un confronto anche sul fenomeno, e siccome le differenze culturali potessero diventare risorsa e non ostacolo o difficoltà. Inoltre i workshop sono stati effettivamente, come poi ovviamente lo spazio individuale, la possibilità di armonizzare il tema del paese di origine con il paese di incontro, diciamo, in quel momento, e quindi poi di integrazione e inclusione sociale, e la possibilità di avere connessioni e relazioni sicure. Ovviamente ci sono dei punti critici, come in tutte le questioni, ma che vorrei sottolineare proprio in virtù del futuro e quindi per costruire altre idee progettuali, che è la mediazione linguistico-culturale che noi abbiamo inserito in questa attività, sempre negli individuali, nei colloqui individuali, meno nelle attività di gruppo per vari motivi. Quindi questo è stato uno spazio anche di discussione tra paesi, da una parte perché non per tutti è una professionalità riconosciuta e dall'altra parte perché c'è bisogno di grande esperienza per fare questo tipo di lavoro, e che l'organizzazione di spazi come i gruppi voleva dire avere a che fare con l'organizzazione familiare, quindi di donne che hanno dei bambini, quindi trovare delle soluzioni, e anche persone che poi iniziano a lavorare, perché per fortuna nei nostri progetti antitratta le persone a un certo punto si emancipano anche da un punto di vista lavorativo e quindi iniziano ad avere altre attività. E poi il tema del Covid, chiaramente, su cui non mi dilungo, e sulla sostenibilità, e quindi l'idea di stabilizzare alcuni spazi come questi diventa una delle prospettive eventuali di progetto. Scusate, mi sono dilungata, Silvia, lascio la parola a Paiocche per un approfondimento da un punto di vista sia fenomenologico che operativo rispetto al coinvolgimento di vittime di tratta e o grave sfruttamento al maschile. Grazie. Allora, come Paiocche, Next to You ci ha offerto la possibilità di sviluppare e mettere sul campo, come Francesca aveva ben spiegato, questi workshop, questi interventi di sostegno psicosociale, oltre che per dei gruppi di donne, ma anche per uomini. Allora, prima di passare la parola al mio collega Robert, che a grandi linee vi illustrerà un po' quali sono stati i contorni, le caratteristiche di questi workshop, vorrei fare qualche considerazione a livello politico, se mi passate questa parola un po' ambiziosa, sul fenomeno della tratta che coinvolge le persone di sesso maschile, gli uomini. Allora, su questo mi ricollego un po' a Paola, quello che diceva prima. Paola, tu hai detto tutto quello che non si cerca non si vede. Allora, gli uomini nella tratta non si cercano e non si vedono. Questo è l'impressione che abbiamo noi a Paiocche, per usare un'espressione un po' diplomatica, e mi sembra che ci siano persone in questa sala che sarebbero d'accordo con noi. Perché esistono delle barriere che impediscono, che limitano l'emersione e l'assistenza agli uomini. Le principali, farò un piccolo excursus di quelle che secondo noi sono le barriere principali. Allora, cominciamo con questa, che credo che tu, Gianfranco, avessi anche menzionato ieri nel meeting di ieri. Se si vanno a vedere quali sono
i centri di accoglienza esistenti in Europa, e noi abbiamo fatto una piccola ricerca, quindi un piccolo studio, piccola indagine statistica nella nostra organizzazione qualche anno fa. La stragrande maggioranza sono associazioni che, nate anni fa per assistere le donne, nella maggior parte dei casi donne di vittima di violenza, poi quando è emerso il problema della tratta si sono trasformate in associazioni di sostegno alle vittime di tratta, ma senza adattarsi a altri generi. E quindi questo vuol dire che nella stragrande maggioranza dei casi i servizi e l'assistenza sono disegnati e studiati per un target esclusivamente femminile, il che vuol dire che se gli uomini che hanno subito una situazione di sfruttamento non hanno strutture, non hanno programmi a cui rivolgersi, restano nell'ombra. In secondo luogo vediamo anche un problema, diciamo, sociale, di cultura, di stereotipo di genere, che impatta più a livello psicologico, nel senso che gli uomini spesso sono loro stessi reticenti a chiedere aiuto, a denunciare, perché c'è l'idea che gli uomini debbano essere duri e non possano forti, non possano essere proporsi e manifestarsi come vittime. C'è carenza di ricerca su questo tema, c'è una limitata ricerca, c'è un limitato dibattito sulla tratta degli uomini, perché l'attenzione sia del mondo accademico, mediatico, istituzionale è sulla tratta delle donne, sullo sfruttamento sessuale. E esistono anche degli stereotipi legati da questo punto di vista al fatto che la tratta, ad esempio a fini sessuali, sia un fenomeno che riguarda esclusivamente le donne. Sappiamo invece dalle statistiche che è in continuo aumento la tratta per fini sessuali, che coinvolge anche gli uomini. E anche lì poi si ripropone il problema di prima dell'accesso quindi ai servizi di sostegno. Un'altra barriera è il fatto che nella narrativa pubblica il lavoro illegale e dunque lo sfruttamento, le persone, soprattutto gli immigrati che si ritrovano in situazioni di sfruttamento o di lavoro illegale, vengono spesso visti come complici più che come vittime, e loro stessi spesso si ritengono complici e si colpevolizzano perché magari hanno accettato l'offerta di lavoro e quindi pensano che di essersi in questo modo resi complici con i trafficanti. Esistono anche altre barriere, altre motivazioni che riguardano più l'aspetto legale, diciamo, dei confini diversi che esistono in ogni paese a livello del quadro legislativo, dove comincia lo sfruttamento, dove comincia la tratta. Su quello non voglio entrare, ma c'è anche questa problematica. In definitiva, quello che si vede è che troppo spesso gli uomini e i ragazzi soffrono in silenzio. E allora il nostro appello, quello che siamo riusciti anche a fare attraverso questo progetto, è di dire che è possibile e bisogna aiutare i sopravvissuti a trovare la loro voce con un sostegno personalizzato, eliminando lo stigma che circonda la tratta di uomini, incrementando e favorendo la ricerca su questo tema e facendo pressione per che ci siano più risorse e spazi sicuri per il loro sostegno. I'll be very brief because I see we are running 20 minutes late. So yeah, the Next.eu project of course gave us the opportunity to build and implement and also evaluate a framework, a curriculum that we
we're able to implement with our clients, male and female clients, victims of trafficking. Whereas we are currently looking into further discovering and maybe reopening second rounds of workshops with male victims of clients who find themselves currently in shelter, with support of the EU-funded Emily project, because we really would like to implement durably things that we created throughout this project, because we found it very valuable that we have this curriculum now and that we can work towards further improving psychosocial assistance and on an individual and in a group setting to victims of trafficking. But that aside, I would like to share a personal story of one of my clients I've been talking to the last week. So last week we had a session with male victims of trafficking, whereas we invited clients to visualize their migration trajectories by using a world map. And one of my clients, he left his home country, Ivory Coast, when he was 18 years old. He had nothing in his home country. He just wanted to look for a better life for himself. And he went to Burkina Faso by car, and he lived there for 1 year in the illegal economic circuit, saving up money to go to Libya, the so-called paradise where you deport to Europe. That's what was being told to him until he arrived there after a pretty traumatic route throughout the desert of Niger, and then he ended up in Libya. He shared very in-depth with me and other clients his lived-through experiences, which was very confronting. And then it took him another 3 years to go from Sicily all the way to Belgium, and then eventually he found his way to Pajoki when he found himself in a situation ending up in a hospital because of his period of illegal economic exploitation, and he lost his arm in a labor accident, and then he found his way to our services. And I asked him, like, why did you leave, and weren't you afraid throughout this entire trajectory? And he said, like, Robert, why should I be afraid if I have nothing to lose? And I found that very inspiring, and that's something like I want to emphasize. Clients are vulnerable, and they all find themselves in a vulnerable situation, and we need to support and help these people to rehabilitate and reintegrate or integrate, because there is no real integration in the beginning when they found themselves in our countries. But we really have to emphasize that these are the most, in my opinion, the most resilient people I've ever met in my lifetime. So that's something I would like to emphasize here, that they are very resilient. Maybe a good name for a second project, Resilience, who knows? Robert. Ok, quindi grazie per questi interventi. Purtroppo avremmo dovuto restare qua giorni e giorni perché davvero danno una piccolissima fotografia di tutto il lavoro fatto. E bene, abbiamo una piccola pausa caffè e ricominciamo poi a mezzogiorno in punto per gli altri panel. Grazie. I thought there was too much theory.
Ok, possiamo ricominciare. Possiamo ripartire con il secondo panel della giornata. Quindi molto sinteticamente abbiamo fatto una carrellata di informazioni sul progetto Next2You, sui fondi, sui programmi che sono correlati a questa progettualità, e adesso vogliamo introdurre e parlare di alcune progettualità che insistono sui nostri territori, e non soltanto a livello appunto veneto, ma anche nel contesto belga. E vogliamo quindi raccontare delle progettualità che possono in qualche maniera avere degli elementi di sinergia e complementarietà con appunto il progetto Next2You, sia in termini ovviamente di linea di finanziamento, perché alcuni progetti sono proprio finanziati con fondi AMIF, ma anche e soprattutto rispetto al target dei progetti in essere e anche al tipo di misure sviluppate e implementate. Lascio quindi subito la parola a Cinzia Bagagnolo del progetto regionale antitratta Navigare, network antitratta Veneto, intersezioni, azioni, governance regionale, Regione Veneto. Insomma è un acronimo molto molto lungo che ci andrà a raccontare appunto Cinzia, a spiegare in che modo vengono sviluppate le azioni e quali sono gli elementi di complementarietà e di sinergia con il Next2You. Grazie. Della tratta. No, non serve, vero? Mi avete sentito. E la professoressa Degani prima diceva c'è una volontà politica chiara di lavorare sul tema della tratta. Ecco, io direi noi qui in Veneto ci stiamo provando perché lo diceva la dottoressa Midena stamattina in apertura dei lavori, perché la Regione Veneto ha fatto proprio due importanti progettualità, quella del numero verde nazionale in aiuto alle vittime di tratta, ma anche quella del progetto Navigare, insomma. Ma non solo perché ha accolto questi progetti con finanziamenti esterni, no? Che mi verrebbe da dire provocatoriamente sono capaci tutti, no? Di portare risorse economiche all'interno delle proprie casse, ma anche mettendoci un pensiero di un'azione specifica e ancorando queste politiche sulla tratta dentro a quello che è un piano più ampio di contrasto alle povertà all'interno proprio delle politiche della Regione Veneto, e questo direi che è assolutamente importante perché dà diritto di cittadinanza alle persone che noi incrociamo nei nostri progetti e che hanno avuto questo percorso, insomma, di tratta e di grave sfruttamento che le ha rese vulnerabili nonché povere, insomma. È un'azione politica che è stata condivisa insieme ai soggetti del terzo settore, quindi in questa ratio pubblico-privata, non solo in termini di realizzazione delle azioni, ma anche in termini di ideazione, attivazione e verifica, insomma, sui fenomeni e sulle politiche che vengono messe in campo, pensando che nessuno può fare tutto da solo, ma solo se siamo dentro una partnership più ampia, e quella del progetto Navigare può contare davvero su una partnership importante che vede progetti partner del mondo del sociale, del sanitario, delle forze dell'ordine, della magistratura, gli attori dell'area penale, della formazione, del lavoro, gli organi di vigilanza, dove ognuno mette rispetto al proprio mandato istituzionale un pensiero, un'azione per garantire che cosa? La tutela delle vittime di tratta e il contrasto alle reti criminali. Ecco quindi che dentro a questo grande orientamento al lavoro multiagenzia
Il progetto Navigare e i partner del progetto Navigare hanno sperimentato un sapere, no? Un sapere che riprende quella che era la ricerca che nel panel precedente, insomma, è stata evocata come uno dei pilastri importanti e che non è mai abbastanza, ricerca che passa anche attraverso una formazione congiunta, perché proprio attraverso il sapere della formazione si apprende un saper fare in termini sia di prassi, di metodologia di lavoro, di approcci, ma anche attraverso il saper fare un lavoro multiagenzia che prevede, come dire, il rispetto e il riconoscimento anzitutto del lavoro altrui e della pari dignità del lavoro di ciascuno. Per poter essere, no? Per imparare, per apprendere un saper essere soprattutto degli interlocutori autorevoli nei confronti di chi intercetta il fenomeno, delle vittime, delle persone che si trovano in situazioni di vulnerabilità, ma anche dell'opinione pubblica, mi sentirei dire, perché solo attraverso un saper essere autorevoli che passa attraverso, no, la nostra operatività possiamo in qualche modo narrare un fenomeno in maniera diversa, in maniera non semplificata, che non vada necessariamente alla pancia delle persone, ma che sia in grado anche di rappresentare le complessità dei fenomeni che affrontiamo, le complessità e le vulnerabilità che vivono le persone vittime di tratta e di sfruttamento e le opportunità che dobbiamo garantire a queste persone, perché non siamo stati in grado di prevenire, no, precedentemente che queste vulnerabilità si manifestassero poi nel nostro Paese. E allora in che cosa il progetto Next to You ha delle intersezioni con il nostro progetto Navigare? Su tanti aspetti, no? Il progetto Navigare non si occupa di persone minori, ma solo di persone maggiorenni, perché pensiamo che le persone minori devono stare in capo ai sistema minori per poter essere tutelati. Ma questo non significa che, come dire, non accogliamo e non mettiamo in campo le nostre competenze, le nostre professionalità per arricchire e per poter garantire una rapida identificazione e un'assistenza anche ai minori. Ma accogliamo volentieri l'eredità che lascia il Next to You in termini di conoscenza del fenomeno, in termini di prassi, in termini di metodologia di lavoro, in termini di reti, perché pensiamo che, come dire, solo se siamo in grado anche di garantire continuità a questi progetti, facendo tesoro di quanto hanno sviluppato, possiamo in qualche modo continuare ad accrescere sia in sapere, sia in saper fare, sia in saper essere. Quindi il nostro impegno è davvero quello di, come dire, mettere a sistema quanto ha prodotto il sistema Next to You anche in termini di reti, no? Prima la professoressa Degani lo spiegava benissimo, no? L'importanza e il valore aggiunto che hanno i progetti europei proprio anche nel sedimentare, no? Dentro alle realtà nazionali e locali, come dire, una nuova visione del fenomeno. Ecco, ed è con questo impegno, insomma, di sentirci una grande rete che anche i partner internazionali di Next to You possono diventare partner operativi del Navigare, proprio perché le intersezioni che abbiamo creato possano diventare tutti i giorni anche modalità di raccordo e di condivisione dei fenomeni e delle prassi, che io vi ringrazio davvero del lavoro svolto e porto a casa, insomma, questa certezza che attraverso il progetto Navigare, attraverso i partner del terzo settore, del territorio che hanno contribuito, il Next to You continuerà a trovare gambe anche all'interno del Navigare. Grazie. Ringraziamo Cinzia Bragagnolo per la presentazione del progetto Navigare, che evidentemente ha più di un elemento di complementarietà con il nostro progetto europeo Next to You e sicuramente di replicabilità di alcune azioni.
Adesso vorrei introdurre invece, anche se a distanza perché è collegata online, la dottoressa Vanessa Cento della cooperativa sociale Quid, perché ci parlerà di un progetto attualmente appunto sviluppato in Regione Veneto con un partenariato internazionale, che appunto si focalizza proprio sul tema della formazione on the job, dell'inclusione lavorativa e dell'espressione creativa come una nuova forma di integrazione, sviluppo e crescita per i nostri beneficiari delle attività. Quindi chiedo solo conferma se appunto Vanessa è collegata. Perfetto. Buongiorno. Prego. Mi sentite? Sì. Perfetto. Buongiorno a tutti, io oggi rappresento Quid. Quid è una cooperativa sociale, un'impresa sociale veronese nata nel 2013 che ha un po' l'obiettivo attraverso la moda di creare delle opportunità di lavoro, opportunità di formazione, opportunità di crescita per coloro che sul mercato del lavoro si ritroverebbero esclusi o discriminati. In questo caso presento un po' quello che è il progetto di cui si parlava, che è Chrysalis. Chrysalis è un progetto europeo finanziato dal fondo AMIF che nasce proprio da questa volontà di creare opportunità di lavoro e opportunità di formazione, quindi non soltanto un'inclusione lavorativa ma anche opportunità di crescita rivolto nello specifico a donne vittime di tratta. Nel nostro caso donne vittime di tratta a scopo sessuale, e di farlo con degli schemi di formazione on the job, per cui imparando e crescendo, aumentando la propria impiegabilità e le proprie opportunità lavorative proprio all'interno di Quid, quindi all'interno dello spazio lavorativo, ma anche cercando appunto di costruire dei percorsi che non fossero soltanto dei percorsi di inserimento e di inclusione lavorativa, ma che in qualche modo costruissero anche delle opportunità naturalmente di raggiungere un'indipendenza economica, ma anche un'integrazione a 360 gradi. La particolarità di Chrysalis è quella di fondere insieme, attraverso lo strumento dell'espressione creativa, proprio tutti questi elementi. Quindi lo schema di formazione era anche accompagnato da dei workshop di espressione creativa che riuscissero in qualche modo a elaborare dei percorsi un po' di arte terapia, quindi in maniera collaterale anche a far esprimere poi alle ragazze la propria personalità, la propria identità, e in qualche modo ovviamente sempre accompagnate da professionisti, arti terapeuti, a elaborare il proprio trauma e a riuscire a reintegrarsi poi all'interno della società, ma anche dell'ambiente lavorativo, insieme alle loro tutor e così via. Naturalmente l'importanza di Chrysalis e del progetto in generale è data anche dalla rete che il progetto è riuscito a costruire, perché ovviamente Chrysalis nasce da 3 imprese sociali, quindi Quid in Italia, Makers Unite in Olanda e The Language Project in Grecia, ognuna con le proprie specificità, volta proprio a creare delle best practice, quindi anche a condividere il know-how che si andava a sperimentare poi nelle 3 imprese, per appunto ricondividerlo, disseminarlo sul territorio e anche a livello internazionale, proprio per avere anche un'attività di risalto e di raise awareness, quindi di condivisione di queste best practice che potessero essere poi anche replicabili in futuro. Ovviamente grande importanza per il progetto Chrysalis è quella delle collaborazioni e delle reti nate sul territorio, quindi la collaborazione con il network antitratta
piuttosto che con cooperative come il Samaritano, APG23, quindi che si sono occupati e si occupano della parte invece di diciamo accoglienza, proprio nello strutturare una rete che fosse capace di accompagnare e di creare proprio uno schema, un programma che fosse replicabile anche in futuro. Vanessa? Non so se sono stata... Sì. No, grazie anche perché hai sottolineato l'importanza comunque della rete, l'importanza dell'interconnessione con le iniziative che insistono sui territori e con i soggetti che lavorano, quindi è un tema assolutamente già richiamato e di grande importanza. E adesso diciamo un'altra esperienza che vorremmo condividere, che arriva proprio dal consortium del Next2You, quindi dall'associazione NGO Paioche, e che ci racconterà quindi un progetto sempre finanziato con fondi AMIF che si chiama LIBES, Life Behind the Shelter, e quindi abbiamo qui Anthony Veralsent, io mi scuso per la pronuncia, ok, che ci parlerà di questo progetto e degli elementi anche di innovazione legati all'housing e quindi all'abitare, e soprattutto comunque gli elementi di complementarietà e di eventuale sinergia con il progetto Next2You. Grazie. Thank you very much. You pronounced my name almost perfectly. Okay, great. Thank you very much. So I'll also try to be brief and direct about what I'm going to elaborate. At Paioca, we had a project called LIBES, another AMIF project. It stands for Life Beyond Shelter, because we see that trafficked persons, our clients, these people, they suffer going from our shelter house immediately into society. This is a very big problem that we want to address too. So there were two parts I would like to give some information about in this project. And these two parts where we focused in the project on housing, house hunting, because this is a really big problem. They have a lot of trouble finding a house. I know that I've spoken already with a couple of you that this is a big problem in every country in Europe for trafficked persons to find proper decent housing. Also, a second part, we did some workshops about several topics about independent living skills, on how to live independently in your own house in Belgium. First of all, of course, as we already said, there are a couple of problems and barriers for them to cross. Housing is one of the most important fundamentals to create stability in your life. I know that we can all relate to that, and especially for trafficked persons. If you don't have a house, you don't have stability, and you cannot start working on yourself. You cannot start getting your life back on trail. So how do we try to address this problem at Paioca? We try to manage this by the services of one of our finest colleagues, I can say. She's a housing assistant. She has been doing this already for 15 years, this job as a housing assistant, and she works full-time on searching, finding decent, proper housing for the clients, because we know it is something they have a lot of trouble, a lot of problems with, and in the end, if we are honest about it, if you let them do it themselves, it's just not possible. They will be abused by landlords, landlords who just want to make money out of them, and they will be put in units, apartments, who are not decent enough and not okay enough by Belgian law, by European law, to live in. So the key in this, in the really nice jobs she did the last 15 years, is to create a network of landlords. Landlords who are kind enough, who are willing to help Paioca, and in the end our clients, the trafficked persons, to offer decent, proper housing for just the normal price, and actually that's it. It's not really difficult if you think about it.
but but for them it is. For them it is, of course. So, in what kind of things she also offers support for these clients is, so the house hunting, like I said, also setting up utilities. Everything from the contract you sign to rent the apartment, and also all the contracts for energy and other utilities that you need to live in your home. Also, the moving in and out is something that the clients, our clients, they don't have the rest in their heads to think about it and to organize it. So these kind of things she gives support in. All these good practices are very nice, that's okay, but we can always do better and more. Enter Libes project. In this project, we got in touch with 2 different social housing organizations who are based in Antwerp, where Pajoke is also based. So we got in touch with them, we talked with them, we signed a contract, and in this contract it stated that we can rent 10 units from these 2 organizations, and we rent it for 10 years. These apartments, they have like a kind of social rent price, which is very profitable, which is very positive. And we don't make any money out of it, they don't make any money out of it. It's just the reasonable price for our clients to and go live in one of those units. These units we use in our new transition project that we built after the Libes project. Also every month, in combination with the facilitating of these 10 units, we create workshops connected to the topics and the independent living skills created in the Libes project. And we give these workshops in a big room together with all the people who are living in these transition units. So in that way, we create moments of learning, but learning in group. And it can offer several other positive outcomes instead of just learning it all by your own. Because that is what they have been thinking the whole time. I am alone, but they are not alone. There are a lot of people who are being abused, exploited, who are being trafficked. So in these group sessions, after that we got the feedback from a couple of our clients, and they were really happy about it. They were happy about the topics that we have been addressing to, what we explained, but also that we listened to them. And that's one of the most important things. What are their questions? And not, okay, that we decide we have to do this and that. We have to investigate what are their questions and to build from there. Because in the end, if they don't feel that they can do something on their own, they cannot connect with themselves. If they cannot connect with themselves, they cannot connect with their environment and in the end with society. They have to feel that they are worth something, that they can do something. So to make a conclusion about this, with the Libes project, ending up in a transition project and 10 units that we can subrent to our clients, we implemented and added extra support in our services to the clients without putting a lot of more workloads on our social workers. And that's also one of the things that we have to think about, because well, the money is not is not getting spent on social workers, as we know at this moment. So to add new and extra supports, which is structuralized, this is where we believe lies one of the biggest strengths in what we can achieve with projects. Thank you very much. Grazie Anthony, grazie anche per aver sottolineato questo tema della corresponsabilità e co-costruzione, insomma, degli interventi per rendere veramente protagonisti i nostri beneficiari. Allora, a questo punto quindi possiamo dar spazio al terzo e ultimo panel. Dunque noi in questo panel vorremmo insomma condividere con voi delle riflessioni in merito al possibile impatto che il progetto Next to You e le azioni del progetto Next to You potranno avere
su alcune reti che abbiamo avuto l'onore e il piacere appunto di invitare oggi e che si occupano a vario titolo insomma della promozione di politiche e appunto dei diritti legati alla persona, quindi diciamo salute, inclusione sociale e diritti dei giovani. Quindi io chiederei di venire qui sul palco a Elena Curtopassi per l'ENSA, European Network of Social Authorities, e insieme a Nicola Scomparin del PROMIS, Programma Internazionale Salute, Anne-Marie Chavanon in rappresentanza della Conference of International NGOs del Consiglio d'Europa e Jos Sterk, io mi scuso sempre per la pronuncia, della Youth Care Platform. Grazie. Was the perfect pronunciation? I look at you because I know that you can help me. Jos? Okay. 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 Quindi, come si diceva, la riflessione appunto rispetto alla quale sollecitiamo un po' i nostri relatori è proprio quella di ragionare su come si possano identificare dei momenti di replicabilità o delle azioni di replicabilità partendo proprio dalla presentazione che abbiamo ascoltato del progetto Next2You e delle azioni che sono state portate avanti nell'ambito di questo progetto. Quindi io partirei con appunto il Programma Internazionale Salute, PROMIS, che qui oggi appunto vede come rappresentante Nicola Scomparin, e per chiaramente un'introduzione su questa rete nazionale e sulle possibili implicazioni di cui parlavo prima. Grazie. Buongiorno a tutti, mi chiamo Nicola Scomparin, rappresento la rete PROMIS, Programma Mattone Internazionale Salute, e il mio intervento sostanzialmente sintetizza quello di cui si è parlato oggi, cioè network. Il nostro è una rete istituzionalizzata delle regioni italiane che si occupano di salute, quindi i rappresentanti della rete sono i dipartimenti sociosanitari, in alcuni casi soprattutto sanitari, delle regioni italiane guidati dal Ministero della Salute da un punto di vista a livello di governance, ma soprattutto dal punto di vista tecnico è la Regione del Veneto che guida le attività. Di cosa si occupa? L'obiettivo è quello di internazionalizzare i sistemi sanitari o i sistemi sociosanitari regionali, creando momenti di confronto fra le regioni, soprattutto per esportare a livello europeo, nell'ambito anche di progetti europei in particolar modo, best practice che possano essere replicabili altrove o replicare a livello regionale le esperienze che vengono attivate a livello europeo. E quindi il nostro obiettivo è sostanzialmente sempre quello di portare le strategie attuate a livello regionale in ottica di progettazione europea, quindi si coordina sostanzialmente a livello di tematiche, a livello nazionale, la strategia nazionale in specifici temi, quale quella del cancro, quale quella della transizione dei sistemi sanitari da un punto di vista digitale. Recentemente ci stiamo confrontando con i temi della salute mentale o tutto quello che si occupa, che ne deriva da quello che è stata la conseguenza del Covid. Quindi sicuramente quello della salute mentale e quella della protezione delle categorie più a rischio è un tema che stiamo affrontando a livello di sistema sanitario nazionale. Quindi questo cosa comporta? Comporta che c'è la necessità a livello nazionale di affrontare temi come quello che abbiamo visto oggi, quindi quello della protezione dei minori, della protezione soprattutto da un punto di vista
del benessere e da un punto di vista di equità, quindi dare a tutti la possibilità di accesso ai servizi sanitari e sociosanitari. In ottica di progettazione europea cosa vuol dire? Significa che a livello nazionale, quindi col supporto tecnico di Promise, che in questo modo sta cercando di coordinare a livello sinergico le iniziative regionali, sta portando a livello nazionale, qui in collaborazione del livello nazionale, il Ministero della Salute, nostro primo interlocutore, queste tematiche. Però in un'ottica di multidisciplinarità, ed è quello a cui cerchiamo di dare seguito, abbiamo coinvolto anche il Ministero del Lavoro. Quindi con questi tre attori abbiamo partecipato alla presentazione di un progetto nell'ambito di un programma di TSI, Technical Support Instrument, finanziato dalla Commissione europea, e il progetto si chiama Supporting Children and the Health Well-being, Education, Training, Social Protection and the Labor Prospects. Come vedete si tratta proprio delle tematiche a livello sociosanitario di tutela e di equità per la tutela dei minori. E qual è l'obiettivo? Ovviamente si lavora a livello di sistema, quindi a livello di riforme che puntano a migliorare la salute mentale dei giovani, dando accesso appunto ai servizi sanitari, ma anche creando servizi di counseling psicosociale per migliorare la proposta dei servizi a livello territoriale. Quindi questo cosa significa? Significa sia agire sul target, ma anche dare degli strumenti di capacity building agli operatori che lavorano su questo strumento. Un'altra modalità di lavoro a livello sempre di policy, sempre di normativo, è il programma nazionale Equità in Salute. Questo è un programma dedicato che segue il Ministero della Salute, inserito all'interno dell'accordo di programma presentato alla Commissione europea e che quindi vede la doppia veste, sia a livello di Ministero, ma dato che si tratta di fondi strutturali, c'è l'integrazione dell'operatività a livello nazionale e regionale. Quindi Promise lavorerà sempre sinergicamente con tutte le regioni per portare a livello nazionale un duplice tipologia di attività. Anche in questo caso però specificamente dedicato alle regioni del sud, e cosa prevede? Prevede il contrasto alla povertà sanitaria, prendersi cura della salute mentale, mettere il genere al centro della cura e cercare di dare una maggiore copertura agli screening oncologici. Quindi sostanzialmente le tipologie di attività sono duplici, quindi a livello nazionale creando di dare dei modelli organizzativi a livello regionale, cercando di anche dare delle proposte di miglioramento dei PDTA, dei percorsi di cura, soprattutto in termini di policy, ma ovviamente la collaborazione con le regioni è quella di dare anche degli strumenti, quindi delle apparecchiature in questo senso, che possano essere di strumento alla regione per affrontare questi temi. Sono interventi questi anche di natura strutturale, non di la creazione di infrastrutture nuove, ma di adeguamento alle strutture infrastrutturali. Pertanto tutto ciò che sarà in linea con il PNRR sarà sicuramente di successo per creare sinergie tra diversi fondi. Credo di essere stato abbastanza sintetico, quindi però se ci sono domande sono qui per rispondere. Grazie. Grazie mille, credo sia molto interessante anche il fatto di aver sottolineato l'importanza comunque del benessere della persona, inteso come benessere a 360 gradi, quindi in una visione davvero olistica, passatemi il termine, e anche quindi l'integrazione con i servizi, per cui anche se ne parlava proprio ieri di questo tema nella presa in carico e nel supporto sociopsicologico, no? Quindi l'importanza di un accompagnamento terapeutico in sinergia con i servizi per tutte le persone che hanno necessità, ivi compresi nel caso specifico i nostri beneficiari delle progettualità contro la tratta e il grave sfruttamento. Bene, quindi
A questo punto, continuando appunto nel pensiero che abbiamo avviato con questo panel, io lascerei la parola a Elena Curtopassi per raccontarci un po' invece le attività di disseminazione che quindi potranno avere sicuramente delle opportunità di replicabilità e di continuità delle azioni del progetto Next2You, azioni appunto di disseminazione realizzate nell'ambito dell'ENSA, cioè l'European Network of Social Authorities, di cui oggi abbiamo in platea una numerosa delegazione ospite. Per cui lascio la parola a te, Elena. Grazie. Grazie mille Federica. Good morning to all. Yes, so ENSA was very happy to be able to support the Veneto region and the Next2You consortium in all the communication and dissemination activities at European but also at international level. This has been the objective. And so just to tell you just in a few words, the network has been born in 1999 and launched by the Veneto region. And it collaborates and has set up 4 thematic working groups, and each one is led by a different local authority. So we have for the minors, and I'm very happy that he is there, we have from the Flanders Ministry of Minors and Youth, Growing Up, we have Rudy de Kock. We have also we have a thematic working group around seniors, which is led by the city of Rotterdam. We have also a working group on youth, which is led by the Veneto region and specifically the unit dealing with youth, families, and civil services. And we have a transversal issue, which is on social inclusion. And the ENSA network collaborates with the Youth Care Platform. This is why I'm very happy also that in this panel there's Jos Sterks. The network of the Youth Care Platform is led by Carinthia, and welcome Christina Gaschler. And Jos is also from the Odyssey University College. Just to let you know that within the youth and child thematic working group, specifically the subject of the Next2You has been developed. Well, there are also guiding principles leading the network, and the guiding principles were really online with what Pierangelo Spano has been presented this morning. Because it's first of all around building an inclusive, sustainable and resilient economy and society. It's around common good for a shared better future. It's about social and environmental and solidarity objectives, which is the topic of Anne-Marie also, with a participatory approach and social dialogue, and promoting social innovation. So the orientation comes from the European Pillar of Social Rights, which has been illustrated this morning, but also by the Sustainable Development Goals, which are an inspiration, and by the revised European Social Charter of the Council of Europe. So the ENSA and the Next2You project, there is a long collaboration and exchange which have been held, and this is also thanks to the work that has been done within the networks, to the presence of the Social Cooperative Equality, and Barbara Maculan, who has been since 2014 bringing up the subject of integration and the fight against human trafficking as a main topic of exchange with the challenge that it brings together. But also as the examples and platforms where the
Next to You has been on stage at European and international level. There has been in 2022 a General Assembly of the ENSA Network, Part 1, that has been supported by several actors. First of all, the Flemish Ministry of Minors and Child Welfare, the Veneto region, the City of Rotterdam, but also the University of Applied Sciences of Rotterdam, the Youth Care Platform, and the Committee on Environmental and Social Crisis from the Council of Europe, General Assemblies of INGOs. And there have been specific moments and international occasions where within also the Council of Europe General Assembly of INGO Committee on Environmental and Social Health, the Next to You has been presented. There has been, for instance, in 2021, on the 17th of October and 18th of October, a presentation and an exchange of Next to You, because the 18th of October is the European Day of Anti-Trafficking. And there was a specific conference on precarity and poverty was linked also to the Navigare project. And during these occasions, the Next to You has been presented, and we have had the Federica Irene Molinaro and also Comunità dei Giovani, who came and developed what has been put forward as challenges and opportunities of Next to You. And so I'm quite honored also to be here with Anne-Marie, because she will develop a little bit what are the potential and the collaborations based on a human rights approach that has been very rightly stressed and motivated by Paola Degani from the University of Padua. And so all these opportunities and all these moments are key to build forward the sustainability, the long-term sustainability of the project Next to You. And so specifically to see how to use the training opportunities for professionals, and this has been, it's a package which is done and which is there for other stakeholders, but also that can be developed, further improved, and adapted to the different realities. The intensive labor market program, the psychosocial support, and that was very well illustrated, and also how we can go on by raising awareness about these actions on the 18th of October, but on anti-trafficking in general together. So I'm also turning to the Flemish Ministry of Child Welfare and to the Youth Care Platform and to Anne-Marie and to Promise to see how we can go on developing this subject together. And this afternoon, you are all invited. There is a session and there are panels about about youth and child welfare on integrated policies and also on social emotional learning. And I really wish this as an opportunity of exchange. There will be also the day of tomorrow, a meeting of the Youth Care Platform. So these are all ways to go forward. I want to be short because I know that timing is running, but I didn't want to go away or to conclude without stressing how the Next to You experience has been enriching, stimulating, and motivating for me
So for me, at human and professional level, so I really want to thank all the partners of Next to You, and each one of them, together with the Veneto region, who has been leading this project with Maria Carla Midena, and really with the Brussels office and with the European and international opportunities, we will do our best to support you. And finally, because there were the presentation of the European Commission officers, there is the coordinator at EU level between all the European institutions, Diane Schmidt, and she stressed the 4 pillars which in fact have been developed within the Next to You, and which we will go forward. So the first one regarding the strategy is reducing the demand, I mean the whole prevention aspect. The second is breaking the business model of the criminals, so the traffickers, and work also, as you said, at multi-agency level, so with the private sector and the third sector to reach the results. And the fourth is the partnership with EU and non-EU countries, and so also the collaboration with international institutions such as the Council of Europe, specifically for the fight again for the respect of human rights, for the human rights approach. So thank you very much for this opportunity. Grazie Elena, io volevo soltanto aggiungere un ringraziamento anche per il tuo entusiasmo e per aver dato davvero un'importante visibilità a questo progetto, davvero su piattaforme, luoghi, momenti di incontro direi abbastanza unici, per cui grazie davvero da parte mia personalmente, ma insomma a nome anche del mio direttore e penso del consortium intero, insomma. Ok, grazie. E quindi grazie all'energia di Elena continuiamo con questo panel e proponendo appunto a Jos Sterks della Youth Care Platform una riflessione appunto sui temi che abbiamo affrontato nell'ambito di questo progetto in relazione diciamo all'importanza e all'impegno dei giovani e ai diritti dei giovani. Indeed. Well, thank you for passing me the floor. First of all, Elena, you did an excellent job to present the work that is done by ENSA. I think the excellent work, and to introduce at least the Youth Care Platform. What I will do now, only because I think we're running short of time, is to say some words about the Youth Care Platform. I had prepared a presentation which could have been interesting. It was more on the importance of internationalization in the social field, because I thought when the theme is the impact of projects on EU networks, the impact of cooperating at the international level, I had in mind to talk about the evolutions that might not be so visible for everybody on how social work is more and more acting in an international, in an even globalizing. Sorry to interrupt you. If you agree, then now you can, speak about this presentation. Then you can give it to us. We will send it to all the participants in order to have. Okay, if I may, if you allow me, I will go very as short as possible to what I had prepared. Now you can speak about that. Unfortunately, we cannot put it on the screen, but then we share. Okay. Thank you. Okay, so before I forget, I will first of all invite you for the Youth Care Platform meeting of tomorrow. Before I go to the content, the meeting tomorrow will be an interactive meeting, so the idea is that we discuss with the ones who are present tomorrow on our work program for the coming 3 years. So we'll have a kind of a brainstorm session, online, offline, to collect ideas that we will develop as a program for the next years. So that's it will be a very key meeting tomorrow, so I invite you all to be there, because we need your visions and perhaps also the questions you have in your daily work to build up a program. So
see you tomorrow here. Okay? Having said this, what I wanted to share with you was some observations. Oh my God, I need my presentation at least to know what to say. I wanted to share with you some observations on how social work is no longer anymore a matter of local activities. It was in the past. Social work, social welfare, social policies were developed maybe at regional, maybe at national level, but finally they were targeted at a very local level because that's the place where service has to be delivered. That one will not change, of course. Services will ever stay delivered at local level, but it's my observation that more and more international influences are entering the social work delivery, the social work management, and when I say social work, I mean social services in the most broad sense, also social policies. So there are some trends that make social work more and more globalized. It's no longer only the matter of what's happening at local level. And what are these observations? I will list them up. I will not go too deep on them. First of all, it's obvious, the subject we talked today, the changing target groups of the social work. We have transnational families, we have migration. It is international aspects that enter also on the floor of local social work. The project had showed enough how international aspects enter local work. Okay, so that's one from the input side. A second one is that the needs of care are changing, are emerging. We talked there about aging, about demographic evolutions, about a more demanding population. So it means that the services delivery has to answer to new questions. And the question there is, are local services skilled enough to tackle actual problems? And how to handle new problems such as the lack of trained staff, which is in Flanders at least a very huge problem, and I'm afraid it will not only be a Flemish problem. You have the need for investments in ICT, big data, who are coming up more and more also in the social domain, the need for innovations, the need of authorities who don't want to give money no longer just to services but to users that can spend this money. So this requires that services need to act in a new context and need to find new ways of working. And I wonder whether it will, in what extent it will be possible to keep this in small, locally based companies. It's my observation that we're working on a bigger scale with new requirements for local management will be the future. Okay, this mustn't be necessarily international, but still. Another trend is that authorities are more and more interested to open markets. Means before they funded social services, now they are working with tenders, and in these tenders all companies can enter. Again, there is a need for a bigger scale, for a stronger management to manage these new techniques of funding. So if your service has to compete in a tender, you need to be skilled. So again, also from that side, there is a pressure. Set in the same extent, the needs on investment and the needs on tackle with big data and so on also have need for bigger and stronger companies. And there, the next question comes, are the actual NGOs strong enough to tackle with these problems? What about well, I call it a risk, but what will be the impact when for-profit companies enter this market? So, and here comes a new angle on internationalization. We can expect that the facility management sector can be interested to enter social markets. These are international companies that will enter local markets.
due to personal budgets, new players come on the market. Then these are small local companies, but again, actual services, local authorities have to tackle with these. And next, some next threats come from the side of the European Commission. For the European Commission, social services delivery, it's a market. And this is the other angle from which for-profit companies and international companies can enter social markets. It's a threat that we have to be aware of. Again, European Commission monitors by now budgets of member states. In this monitoring, this is what they call the European semester. In this monitoring, they compare the social the social performance, that was the word I'm looking for, of welfare systems. And again, this puts pressure on budget costs, but also on an increase of quality standards on welfare systems and social systems. So that's again one angle from which an international pressure comes on the social market. And then the last one, at least from the level of European Commission, that's a positive one. European budgets, European funding programs, that's a positive answer, invite us to think more international and think more global. I've listed here programs that are relevant for us, but you all know them. There is Erasmus+, there is the CERV program, ESF, ERDF, and many others. I mentioned already the tendency where for-profit companies might enter the market. What will be the answers of local authorities, local service providers to answer on this? Conclusion, I think that the slogan "Act locally, think global" will be more and more important for us as local service providers, as managers, as civil servants who are setting up social programs. So act locally, think global, okay. How will local management of services adapt to this? How will the market evaluate? So in all this, European networks can help. And that's the point I was willing to make, wanted to take along. But I think it's important to show why, and I hope this, I wished it was not new what I told you, but I wanted to make the step from where it's necessary to act more and more in a global European context. First recommendation is build strong national umbrellas in cooperation with employers and employees. With these national umbrellas, enter European groups where you can act at a real policy level, at the EU level, on European policies, because European policies on one hand, national policies on the other hand, because that's where it all will happen. Secondly, for everything what is innovation, highlighting trends, showing, or working on experiments, mutual learning, lessons learned, the project here today has really showed how this can work. Good to know also is that from previous projects developed here in the ENSA context, there were really policy implementation in many countries, so it can work. So the point I want to make here is the importance of really networking at level of service providers and local cooperation. So not only at policy level. And final, ENSA and the Youth Care platform can help in that. That's what we want to achieve, what we want to do. And in that way, I just add some words to the message that Elena gave us. Yeah. Thank you. Grazie per l'intervento. I can speak in English.
Thank you for your intervention. Actually, I think that there are two important elements that you mentioned. The first one is about international dimension, because I think that the conference that we have here today is a demonstration that we are thinking globally, in the sense that the phenomenon, the situations are at a local level, but the thinking must be at a European or transnational level. And the second element is about cooperation. We think a lot about public-private cooperation is something that we are doing, so it is completely in line with what you were saying. So, thank you. Quindi adesso appunto tornando e continuando sulla dimensione europea e internazionale, e continuiamo con le riflessioni appunto su queste tematiche, grazie a Anne-Marie Chavanon, che è appunto presidente del Comitato sulla crisi ambientale e sanitaria presso la conferenza delle International NGOs del Consiglio d'Europa, e quindi anche sull'approccio human rights oriented. Grazie. Okay, this is better. So thank you, Federica, and thank you to all of you, to the organizers, for inviting me to this important meeting, a meeting in a city famous throughout the world for its paramount contribution to history, to architecture, and artistic beauty. And as for me, I would add also the wonder of searching the right bridge, the right secret alley, and the right shortcut to remain walking in the right direction. And this is a symbol for me, and this is a symbol of the work you're doing. You are trying maybe to bring us these shortcuts. Elena said what we've been doing and how our work join. The high-level experts we heard today, and we already heard in our committee, some are here, always have brought us a very enlightening contributions. And the Committee on Environmental and Health Crises targets human rights, solidarity and resilience, and in the face of risk, and we need to bring to the table specific projects on the ground which will improve human rights. And it was very interesting what you said, but still working conditions for social workers, and be an example for decision makers. So let me extend my thanks again from the Council of Europe Conference of NGOs to you, to all of you. We have been working during the past week, of course, in the Council of Europe and also with UN bodies, and Elena talked about the SDGs. We have been involved through work with the WHO, UNEP. President Ciambetti intervened in one twice, and notably in one of our events held from UNEP headquarters in Nairobi. He sent a statement for this, the ongoing COP27 in Sharm el-Sheikh, and we were honored and grateful for these statements that important, and crossed with interventions from other high-level leaders from world metropolises. So human trafficking, the figures and the facts are startling. We heard this morning. It is alarming to note the trend towards higher criminality, and it certainly made easier by the crisis we are undergoing. Professor Degani insisted on the need to know better, to identify, and Mr. Wisser presented the situation in Ukraine
Of course, the Council of Europe is very involved in the situation, and particularly the migrants and the danger for women particularly, and children coming from Ukraine. And we had a recent meeting where we talked about Next to You. Professor heightened also the human rights aspects and the need of more implication. Elena talked about the Next to You, as I said, implication in the Council of Europe. I know that the University of Padua worked with the Greta, which is it is the group of experts on action against trafficking in human beings in the Council of Europe. The Greta is responsible for monitoring the implementation of the Council of Europe Convention on Action Against Trafficking in Human Beings by the parties. This convention entered into force in 2008. It is signed and ratified by Italy. I know that Greta and the unit of Mrs. Medena had a contact with the Greta officials, and I'm certain your work and your expertise will be more than appreciated. They couldn't come here. They were invited, and I know they couldn't come. They had a meeting at the same moment in the Council of Europe. Greta carries out visits and draws up and publishes country reports evaluating legislative and other measures taken by parties to give effect to the provisions of the convention. And there should be, I think, a new report on Italy. The previous ones were in 2014 and 2017. And I think the University of Padua, again, is quite involved with them. Human trafficking for the purpose of labor exploitation is on the rise in Europe, affecting an increasing number of women, men, and children. And the Committee of Ministers, which is the executive body of the Council of Europe, adopted a recommendation last September, on the 27th of September 2022, on preventing and combating trafficking in human beings for the purpose of labor exploitation. The recommendation calls on Council of Europe member states to adopt national laws, policies, and strategies which address trafficking for the purpose, again, of labor exploitation, following a human rights-based and victim-centered approach. It supplements the existing legally binding instruments, in particular, the Council of Europe Convention I just mentioned, and draws on the monitoring work and guidance of the group of experts of the Greta. The explanatory memorandum of this recommendation, of this declaration, is a comprehensive package of measures which you are feeding with your work, starting with prevention and labor market regulation. It stresses that member states should provide labor inspectorates with a comprehensive mandate, training, and sufficient human and financial resources to enable them to be regularly and proactively present in all economic sectors. Further, they should regulate, monitor employment and recruitment agencies too, and scrutinize potentially irregular labor market practices. Member states should reinforce and prioritize the detection, as Mrs. Degani said, of cases of trafficking in human beings for the purpose of labor exploitation and the identification of victims. Moreover, member states should define the parameters of labor exploitation through either law or guidance, and adopt country-specific guidelines. It's not the same in every country.
on the interpretation and application of labor exploitation rules. Specific investigation procedures, of course, and specialized unit within the police and the prosecutor's offices with adequate resources, again, and training should be established. And in addition, the authorities should ensure that businesses and public organizations act with due diligence and map and tackle the risk of trafficking in human beings in their supply chains and procurement. So your work is extremely important, is very timely, may remain timely for, unfortunately, for several years, but it's very extremely important and decisive, I'm sure. So thank you for this. Thank you for all the work you are doing in every field, and it is a relevant and important input for us, for NGOs, for the work of the Council of Europe. Thank you for your attention. Grazie mille a Anne-Marie Chavanon e a tutti i relatori di quest'ultimo panel. E quindi direi che abbiamo fatto davvero un tour molto importante di tutte le azioni che sono state svolte dal progetto, ma anche di tutto quello che ruota attorno al progetto. Quindi a questo punto io vi do qualche informazione di tipo assolutamente tecnico che nulla a che vedere con le conclusioni, e poi lascio la parola alla dottoressa Midena per tirare un po' le somme, diciamo, di questo evento. A conclusione di questa conferenza, come sapete, c'è ovviamente per chi è in presenza, un piccolo light lunch. Vi chiediamo quando uscite di fermarvi diciamo al tavolo del check-in per firmare l'uscita, per completare il foglio presenze. Scusate la parentesi, ma era doverosa. Per cui a questo punto ringrazio ancora una volta i relatori del panel e chiamo la dottoressa Midena per le conclusioni di questa maratona. Grazie mille. Direi che questo compito finale che mi è stato affidato non è semplicissimo, perché devo dire che gli interventi di ciascuno di voi sono stati così interessanti e così stimolanti che ognuno di questi varrebbe la pena di qualche commento, e per cui vi ringrazio davvero tutti i relatori che in questa mattinata piuttosto intensa hanno delineato con i propri contributi le basi per molteplici spunti di riflessione. Sono emerse, direi, io punterò il mio intervento più che altro su alcune parole chiave che penso rappresentino importanti raccomandazioni per il futuro e al contempo delle lezioni significative che dobbiamo promuovere e mettere a sistema. Innanzitutto credo sia importante soffermarsi sul concetto dell'empowerment, da intendersi come un metodo di lavoro per cercare valore in quello che facciamo. Da un lato è infatti necessario rafforzare l'efficacia e l'efficienza dei servizi pubblici e privati per favorire l'emersione e l'attivazione di percorsi di presa in carico, sostegno e integrazione sociale a favore delle vittime. In tal senso quindi sono necessari continui momenti di capacitazione in maniera da creare una conoscenza comune e trasversale, una sorta di cassetta degli attrezzi condivisa e sempre in costante aggiornamento. D'altro canto, le misure e gli interventi devono porsi a fianco ad un percorso, ad un vero percorso di empowerment dei beneficiari, che funga da volano per cogliere opportunità, occasioni, per riacquistare fiducia e consapevolezza di sé. E allora, data la complessità dei bisogni e dei fenomeni, è necessario promuovere prese in carico multidisciplinari e multidimensionali,
coinvolgendo, nel caso italiano, i servizi sociali territoriali, le aziende sanitarie, le forze dell'ordine, gli organi della giustizia, il mondo del terzo settore, nella convinzione che solo un approccio integrato possa incidere davvero sul benessere delle persone e possa prevenire il rischio di rivittimizzazione e la ricaduta in circuiti di sfruttamento. Per fare questo però è forte la necessità di promuovere un solido partenariato pubblico e privato al fine di rilevare in maniera puntuale e rispondente i bisogni e ancora una volta le evoluzioni del fenomeno della tratta e del grave sfruttamento. Nel contesto italiano, tra l'altro, questo principio è stato ampiamente rinforzato dalla riforma del terzo settore. Sapete che tra l'altro nell'ambito dell'unità operativa che ho l'onore di dirigere ho vari temi da affrontare, che variano da quello delle dipendenze, da quello del terzo settore, che è una mia competenza ovviamente, e la parte delle nuove marginalità e dell'inclusione sociale, per cui all'interno della mia unità operativa si intersecano vari degli aspetti che oggi abbiamo trattato. E appunto questa riforma che è stata fatta, questo codice del terzo settore, va proprio in questa direzione ed contiene alcuni articoli che sono molto orientati alla coprogrammazione e alla coprogettazione degli interventi. Anche abbiamo utilizzato questi strumenti giuridici proprio per sviluppare alcune progettualità per il supporto alle vittime di tratta. In conclusione, da questa giornata così significativa, anche emozionante, devo dire la verità, mi sento di restituire questo pensiero. Credo che la strada sia chiaramente tracciata. È imprescindibile stringere delle alleanze, condividere i saperi e contaminarsi nelle buone prassi per poter delineare dei percorsi personalizzati, rispondenti ai bisogni, in cui le persone, vittime e potenziali vittime, possano esprimere tutto il proprio potenziale e trovare un riscatto, riprendere in mano la propria vita, che si trova sospesa a mezz'aria quando si è in presenza di forme di tratta e di grave sfruttamento. Bisogna pensare globale, guardare alla dimensione europea e transazionale, nella consapevolezza che i fenomeni di sfruttamento che interessano cittadini e cittadini di paesi terzi si muovono su canali transazionali e sono in continuo mutamento, sia, come abbiamo visto stamani, sia per quanto riguarda le forme di tratta e di grave sfruttamento che essi possono assumere, sia per quanto concerne le modalità di ingaggio. Al contempo però bisogna agire a livello locale, perché è in tale dimensione che emergono le specifiche criticità e i fenomeni trovano nuove e diverse espressioni, promuovendo alleanze nei territori, interventi multiagenzia e valorizzando le risorse presenti si può inoltre ridurre il rischio di una duplicazione degli interventi e la dispersione di preziose energie. Sono certa quindi che le relazioni, anche umane, intrecciate in questi 24 mesi di progetto favoriranno la nascita di nuove progettualità. Queste sinergie, le grandi lezioni apprese, costituiscono un importante bagaglio che ci orienterà e ci ispirerà nelle scelte future. Grazie di cuore a tutti.